Buongiorno, ben ritrovati e rieccoci. Oggi è mercoledì, siamo puntuali come sempre per raccontarvi i fatti principali della giornata. In primo piano la cronaca, ma poi parleremo anche di aumenti dei rincari che interessano tutti noi, dalle famiglie alle imprese ma anche le scuole. E poi torneremo sul tema degli incidenti stradali e l'importanza della prevenzione attraverso quelle campagne sulla sicurezza stradale che sono state in qualche modo messe da parte dopo la riforma delle province. E poi naturalmente nella seconda parte spazio al dibattito politico per una campagna elettorale sempre più accesa intorno ai temi soprattutto dell'economia in vista delle elezioni del 25 settembre. Ma come detto partiamo con la cronaca. Purtroppo si conta l'ennesima vittima sulle strade della nostra regione, giovanissima vittima. Si tratta di un ragazzo di 23 anni che ieri sera intorno alle 3 ha perso la vita nello scontro tra la moto sulla quale viaggiava e un'auto. Il accaduto lungo la provinciale 249 a Castelnuovo del Garda, siamo in provincia di Verona. Altri 3 giovani sono rimasti feriti. Si tratta del ragazzo che viaggiava come passeggero sulla moto, ricoverato all'ospedale di Borgo Trento, è ferito in modo molto grave. Altre 2 ragazze che erano a bordo dell'auto sono state trasportate a Peschiera del Garda. Sul posto i sanitari del SUEM e i vigili del fuoco insieme alla polizia. La strada durante le operazioni di soccorso è rimasta chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia. E ci sono stati 2 incidenti con una dinamica molto simile, quello di Porcia con il ragazzo di 15 anni che ha perso la vita dopo essere stato travolto da un'auto condotta da una soldatessa di stanza alla base americana di Aviano. Il giovanissimo ha perso la vita, era fermo lungo la pista ciclabile con degli amici. Ebbene, dinamica simile a Mestrino nel Padovano, dove un'auto è piombata anche questa volta su una pista ciclabile travolgendo un gruppo di minorenni. Ebbene, i ragazzi sono stati quasi tutti dimessi dall'ospedale. Mio figlio è stato miracolato, i suoi amici idem. In un messaggio su Facebook la mamma di uno dei ragazzi di Mestrino travolti dall'auto piombata all'improvviso sulla pista ciclabile di via Martignona lunedì sera trova il coraggio di ringraziare i medici che hanno soccorso il figlio e tutti gli amici feriti nell'impatto. Il ragazzo è il più piccolo del gruppo, compirà 15 anni tra poco, è ancora in ospedale, ha una clavicola rotta e potrebbe essere sottoposto ad un intervento chirurgico per sistemare il naso, ma è vivo e sta bene. Una volta curate le ferite resterà solo un brutto ricordo. Quella che poteva essere una tragedia fortunatamente è stata evitata. Dimesso dall'ospedale di Abano anche il 21enne che era alla guida dell'auto che è piombata sul gruppo di amici che era fermo sulla ciclabile per aiutare uno di loro con il motorino in panne. Il 20enne residente in paese era in auto con la fidanzata, percorreva la strada da Mestrino in direzione Lissaro. All'improvviso, nell'affrontare la curva, ha perso il controllo della vettura, ha carambolato nel tentativo forse di frenare, poi è finito sulla ciclabile centrando le bici del gruppo di ragazzi e ha concluso la corsa in strada dopo aver abbattuto anche una parte della recinzione di un'abitazione. In queste ore la polizia locale del consorzio Padova Ovest sta attendendo gli esiti degli esami del sangue a cui il giovane è stato sottoposto per vedere se era nelle condizioni psicofisiche per mettersi alla guida. I 9 ragazzi feriti stavano andando alla sagra paesana. Vedendo l'auto impazzita hanno avuto la prontezza di riflessi di tirarsi uno con l'altro cercando di mettersi in salvo. I pezzi delle bici centrate dalla vettura sono finiti in un campo vicino. L'incidente di Mestrino avviene a pochi giorni dal dramma di Porcia, Pordenone, dove un 15enne è stato travolto e ucciso da un'auto guidata da una soldatessa americana ubriaca che lo ha travolto mentre percorreva una pista ciclabile. Restiamo nel Padovano, ma ci spostiamo a Montegrotto Terme, dove una bambina di 3 anni si è punta al parco con una siringa. Il sindaco Mortandello annuncia DASPO e fototrappole per sorvegliare le aree verdi.
La siringa era seminascosta dall'erba, l'ha presa in mano e si è punta. Sono giorni di angoscia per la famiglia di una bambina di appena 3 anni che venerdì scorso, mentre stava giocando nel parco vicino a casa, si è ferita con una siringa abbandonata. Il fatto è accaduto in un'area verde tra via Socrate e via Platone a Montegrotto Terme, in un tranquillo quartiere residenziale. I genitori della piccola hanno denunciato la caduta ai carabinieri e hanno raccontato la vicenda sui social network per mettere in guardia i genitori che frequentano con i figli quel parco e tutti i residenti della zona, che pochi giorni dopo quanto accaduto alla piccola hanno rinvenuto un'altra siringa. La bambina è già stata sottoposta a numerosi accertamenti medici che dovranno essere ripetuti tra qualche mese per escludere che possa aver contratto virus quali epatite C o B e HIV. Il parco è piccolo ma abbandonato, denuncia papà della piccola, chiedendo che venga controllato e sorvegliato da videocamere. Il sindaco di Montegrotto Terme, Riccardo Mortandello, è molto dispiaciuto per l'episodio e promette delle misure come controlli intensificati nella zona, illuminazione e l'installazione di fototrappole, pronti anche al DASPO per allontanare chiunque venga considerato pericoloso per la sicurezza pubblica. Torniamo a parlare di degrado a Mestre, dove imperversa anche lo spaccio, e vi annuncio già che più tardi ci collegheremo proprio con Mestre per fare il punto sulla situazione, ma anche per sentire quelle che sono le proposte, le possibili soluzioni al problema che affligge questa zona, alcune zone di Mestre da parte della politica. Ma torniamo agli aggiornamenti, perché torna l'incubo eroina gialla con una nuova morte per sospetta overdose. Lo hanno trovato privo di vita ieri pomeriggio, accasciato su una panchina in via Milanese a Mestre. Accanto al corpo una siringa. Aveva 49 anni, è morto per una sospetta overdose da eroina. A fine maggio, come lui a terra in un parcheggio abbandonato di via Dante, laterale di via Piave, era stato trovato un padovano di 50 anni, anche lì una siringa. E dall'inizio dell'anno a Mestre, tra le morti per overdose, non sono mancate quelle di persone più giovani, dal 38enne Danone Veneto, morto in un hotel di via Camarcello, vicino al parcheggio comunale usato dai tossicodipendenti per farsi, fino al 24enne di Pordenone, trovato esanime in un albergo sempre di via Dante, dove da tempo comitati, cittadini, residenti e commercianti segnalano con il degrado e lo spaccio il disagio in cui si vive e lavora tra criminalità, tossicodipendenti e malavita. Notti di fine estate all'insegna dei furti, continuano i colpi in provincia di Padova. Hanno sorpreso i ladri puntandogli la torcia del cellulare. 2 sorelle minorenni residenti a Vigonza sono riuscite a mettere in fuga i malviventi che stavano prendendo di mira la loro abitazione, che si trova nella frazione di Pionca. Le 2 studentesse erano da sole, i genitori invece erano da amici che vivono nella casa accanto. Quando hanno sentito i rumori si sono fatte coraggio e con la luce della torcia sono andate a controllare, trovandosi faccia a faccia con un ladro intento a forzare il balcone. Il malvivente si è spaventato ed è scappato. Una storia a lieto fine, ma nel comune di Vigonza ad agosto i furti in casa sono aumentati. Nella stessa serata infatti ci sono stati avvistamenti di auto e persone sospette in via Santo Stefano, via Recanati, via Bernardi e via Volta. Nei primi giorni di agosto il sindaco di Vigonza, Gianmaria Boscaro, aveva anche pubblicato i video delle telecamere di sorveglianza che ritraevano dei ladri che avevano svaligiato delle abitazioni a Pianiga. Il primo cittadino ha intensificato i controlli stradali della polizia locale e alcuni cittadini invece si stanno organizzando spontaneamente con delle passeggiate nei quartieri più colpiti. Allarme borseggiatori a Venezia, sventato il furto, il turista riesce anche ad immortalare i ladri. Sventato il furto dalla stessa vittima, che ha anche immortalato i malviventi. È successo ieri sul ponte di Rialto. Si spacciavano per una coppia di turisti qualsiasi, lei con una grande borsa per coprire i movimenti delle mani, lui bermuda, cappellino e marsupio a tracolla, impegnato a spingere il turista di turno. Così nella folla turisti ignari vengono spinti e tra un selfie e l'altro derubati di portafogli e non soltanto. Una piaga che sembra non avere tregua in tutta Venezia, troppe volte tra la folla in attesa sui pontili ACTV, soprattutto Piazzale Roma, dove qualche giorno fa un altro turista ha sventato un furto ai danni di una coppia di americani. I ladri sono stati successivamente fermati dalla polizia locale.
Si tratta per la maggior parte di ladri scaltri e veloci, interessati a denaro contante, che guadagnano la libertà molto presto, in quanto sono pochi gli arresti e i processi per direttissima. È lungo l'elenco di oggetti ritrovati pubblicati online ogni mese dal comune, moltissimi portafogli con documenti ma senza denaro, abbandonati per strada o su pontili a CTV. E adesso parliamo, come annunciato, di rincari che pesano sulle aziende, sulle famiglie, ma anche sul mondo della scuola. Parliamo delle scuole materne paritarie che si apprestano a riaprire le proprie porte ai bimbi. E allora facciamo il punto della situazione insieme a Stefano Cecchin, presidente FISM Veneto. Buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Allora, innanzitutto, Presidente, facciamo un po' la fotografia delle scuole paritarie venete. Quanti sono, quanti bambini ospitano, quante persone impiegano al loro interno, anche per capire, sarà la mia domanda successiva, se rispetto all'anno scolastico passato ci sono meno scuole a riaprire le proprie porte quest'anno. Sì. Partiamo dall'ultimo dato che non è proprio confortante, nel senso che negli ultimi circa 5 anni il Veneto perde all'incirca 10-12 scuole dell'infanzia paritaria all'anno. Vengono chiuse perché entrano in sofferenza da un punto di vista gestionale. Non è che manchino sempre i bambini, in alcuni casi è proprio una sofferenza gestionale legata ovviamente ai contributi nazionali soprattutto, che potrebbero e dovrebbero essere ben più alti, e purtroppo non è così, e quindi le scuole magari un po' più piccole da 3-2 sezioni o monosezionali fanno fatica. A quel punto a volte appunto chiudono. Quest'anno ne chiudiamo circa 12, quindi ad agosto chiudono circa 12 scuole, non riapriranno a settembre. Ovviamente i bambini sono stati indirizzati verso dei plessi vicini, sempre paritari, perché insomma il Veneto ha complessivamente circa 1000 scuole dell'infanzia paritarie che accolgono 2 bambini su 3 in età 3-6 anni all'interno dei propri edifici. Scuole paritarie quindi sono scuole rette dalle parrocchie come enti gestori, da congregazioni religiose, da associazioni, spesso di genitori, da fondazioni, da enti morali e così via, IPAB, ex IPAB, eccetera, cooperative. Ecco, è un mondo variegato, legato al tema e al principio costituzionale della sussidiarietà. I veneti 150-200 anni fa si sono rimboccati le maniche e hanno deciso che per togliere dalla povertà e per dare un futuro ai propri figli, va bene, dovevano scolarizzarli, dovevano dargli delle opportunità di crescita, di formazione e di istruzione. Quindi abbiamo circa 1000 scuole a livello veneto dell'infanzia. A questi si affiancano circa 500 nidi, sempre associati alla FISM del Veneto. I nidi accolgono i bambini 0-3 anni d'età, e complessivamente i bambini all'interno della scuola d'infanzia sono 76.000, 77.000 circa, ecco, mentre i bambini all'interno degli asili nido sono circa 12.000, quindi siamo quasi a 90.000 bambini. Diciamo che 5 anni fa eravamo a 93.000 bambini, quindi diciamo una decrescita, una perdita, ecco, di bambini e di frequenza c'è, ed è legata soprattutto al tema della denatalità. Se a questo aggiungiamo il fatto che il supporto, in particolare dallo Stato, sarò molto chiaro nell'intervento di oggi, c'è bisogno dell'aiuto di tutti, perché le scuole dell'infanzia e gli asili nido paritari in Veneto, che coprono, ripeto, 2/3 dei bambini veneti, frequentano queste realtà, mentre per quanto riguarda il segmento 0-3 anni asili nido, per la maggior parte, per il 50% sono appunto paritari legati alla FISM e per il resto legati ai comuni, quindi qui lo Stato proprio non entra, ecco, con contributi o altro. Diciamo che serve soprattutto un aiuto da parte dello Stato, perché gli enti locali fanno fatica, i sindaci, la regione fa fatica, serve un aiuto da chi ha le spalle larghe, da chi ha i polmoni importanti e polmoni finanziari, e questi polmoni ce li ha lo Stato. Abbiamo visto che lo Stato ha fatto dei provvedimenti importanti in altri settori, dovrebbe, ecco, tirare una linea e
rispetto a determinate questioni e priorità, appunto, fissarle. Quindi sono priorità di bambini che sono il futuro della nostra comunità? Sì. Vogliamo dare delle opportunità di crescita ai nostri figli, di futuro ai nostri figli? Sì. Si parta da loro, dalle giovani coppie che hanno un mutuo da pagare, che hanno comunque delle spese molto alte e che, ahimè, non vedono i loro figli, perché ancorché minorenni, non li vedono votare, perché altrimenti probabilmente l'atteggiamento sarebbe diverso. E mi ricollego anche, faccio un po' un salto in avanti, alle prossime elezioni. Cari candidati, qui bisogna mettere nero su bianco il fatto che ci si impegna per i bambini. Prima i bambini, prima il futuro delle nostre comunità. Partiamo da lì. Nei vostri programmi, è un appello che fa la FISM del Veneto, segnalate il vostro impegno, mettetelo nero su bianco. Nel caso in cui veniate eletti, vi impegnerete sul fronte dei nostri figli, sul fronte dei bambini, quelli che pagheranno i fondi del PNRR, perché non sono pasti gratis quelli che vengono dati con i soldi europei, verranno pagati da qualcuno, quindi i nostri figli li mettiamo nelle migliori condizioni per pagare quei debiti. Possiamo utilizzare quei fondi anche per loro? Perché non è così finora. Per le scuole paritarie, sul fronte europeo, sul fronte fondi PNRR, siamo a un bel zero a livello nazionale. E da cittadini che pagano le tasse, perché i cittadini veneti e gli altri cittadini in giro per l'Italia che hanno i figli che frequentano le scuole paritarie dell'infanzia o gli asili nido, va bene, vedersi trattare come cittadini di serie B o veder trattare i loro figli come cittadini di serie B, beh, insomma. Allora, in ottica elezioni, cerchiamo, ecco, di rimettere al centro della questione, del dibattito, degli impegni, i bambini, il futuro delle comunità, le giovani famiglie, le madri che debbono poter conciliare la vita lavorativa con la vita, appunto, con la vita di casa, con la vita, voglio dire, familiare, perché poi l'anello debole è là. Se poi qualcuno deve stare a casa con i figli, spesso sono le donne che lo fanno. Allora, nel 2022 non è possibile continuare ad avere queste dinamiche qui, perché stiamo assistendo anche a questo, a un po' di bambini che stanno a casa con la mamma per tutta una serie di scelte che sono state fatte, oppure che non frequentano e vengono lasciati dai nonni, anche perché il Covid, no, ha allentato un attimo la morsa e quindi sembra che vada tutto bene. Speriamo sia così, ma vedremo. Intanto ci sono dei bambini che non li abbiamo frequentanti all'interno delle scuole, oppure bambini che al posto di fare 3 anni o 2 anni di nido o 1 anno di nido non ne fanno nemmeno uno. Beh, insomma, queste sono mancate opportunità di crescita che vengono, ahimè, non concesse, non offerte appunto a tutti i ragazzi, a tutti i bambini, e questo non va bene. Presidente, quest'anno rispetto al passato anno scolastico manteniamo il numero di scuole che avevano salutato i propri bimbi a fine giugno, o ne perdiamo per strada alcune? Si mantiene quindi il trend di tra 5 e 10 scuole che chiudono? Più o meno il bilancio a settembre, quando si riaprirà, di che numeri ci propone? Abbiamo 12 scuole in meno in sostanza, ed è un peccato. Alcune sono anche scuole storiche che hanno oltre 100 anni di vita. In alcune realtà queste scuole vedranno, diciamo, i bambini che confluiranno anche in scuole statali che dovranno aumentare il numero delle sezioni per accoglierli, con ben altri costi rispetto alle scuole paritarie, perché i costi che lo Stato deve sostenere e che gli enti locali poi devono sostenere sugli immobili e sulle utenze sono ben altri rispetto a quelli che vengono appunto sostenuti all'interno delle scuole paritarie, che sono virtuose anche da questo punto di vista, oltre che per la qualità, voglio dire, dell'offerta educativa e dell'offerta di istruzione. Un'offerta di qualità molto apprezzata dalle famiglie. Perché? Perché il bambino viene visto nella sua interezza, quindi si parla di educazione e di istruzione integrale del bambino, va bene? La formazione è continua all'interno delle scuole paritarie e questo è un peccato perché si perdono decine, per non dire magari un centinaio, se non di più, d'anni di storia e di tradizione che ha visto una comunità impegnarsi per avere la propria scuola, per vedere i propri figli educati e scolarizzati.
Ricordiamoci sempre che Trentino, Alto Adige, Friuli, Lombardia e Veneto sono le 4 regioni che hanno in sostanza i test invalsi più alti al primo test che viene fatto appunto negli altri ordini e gradi di scuola. Questi risultati sono frutto a livello nazionale, questi risultati sono frutto evidentemente di una prescolarizzazione e scolarizzazione precoce fin dai nidi, sezioni primavera, per passare alle scuole dell'infanzia. Ecco, questa è una qualità riconosciuta del Veneto, va bene, e andrebbe preservata, andrebbe conservata come un bene prezioso. Ecco, su questo c'è da fare effettivamente un ragionamento, perché poi quando si vedono, faccio un esempio, fondi PON, che sono in sostanza dei fondi che vengono messi dall'Unione Europea per, come si dice, sul fronte dell'istruzione, che ci vedono esclusi completamente come scuole dell'infanzia paritarie, e questo non va bene. Fondi che vanno in sostanza all'arricchimento dell'offerta formativa, alla formazione dei docenti, all'allestimento di spazi didattici innovativi, l'ultimo bando. Siamo completamente estromessi dai fondi europei, fondi PON, così come i fondi PNRR, i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. C'erano e ci sono quasi 2 miliardi e 4, 2 miliardi e 7, 2 miliardi e 4, 2 miliardi e 7 riservati a tutta Italia di questi fondi europei, dove le scuole dell'infanzia paritarie, gli asili nido paritari vedranno e riceveranno un bel zero di nuovo. Va bene? Siamo estromessi anche da quei fondi, perché quei fondi possono andare soprattutto sugli edifici, quasi esclusivamente sugli edifici, la cui superficie su cui siedono questi edifici scolastici deve essere di proprietà di un ente pubblico, di nuovo un comune, e l'edificio deve essere di proprietà di un comune. Quindi parliamo in sostanza dei comprensivi statali, degli istituti comprensivi statali che hanno all'interno la scuola dell'infanzia statale, che è all'interno di un edificio ovviamente comunale. Benissimo, loro riceveranno tutte le risorse. Le scuole paritarie del Veneto un bel zero, con 2 bambini su 3, il 65% di tutti i bambini veneti frequentano le scuole paritarie. Allora, da cittadino posso essere o possiamo essere da cittadini che pagano le tasse un po' alterati? Anche perché non averla presa proprio bene, ecco. Anche perché, e questo emerge benissimo, Presidente, anche perché le scuole paritarie, come tutti, e veniamo al nocciolo della questione, devono fare i conti con gli aumenti di luce, di gas, non si possono lasciare i bambini al buio, non si possono lasciare i bambini al freddo, laddove ci sono delle cucine interne bisogna preparare i pasti, e se ci sono invece servizi esterni, anche questi hanno aumentato, ce lo dicevano anche ieri, i prezzi. E di che aumenti possiamo parlare per l'anno scolastico alle porte, Presidente? Avete fatto un po' di conti? Sì, abbiamo fatto un calcolo medio basandoci sulle analisi che abbiamo fatto delle fatture, quindi le bollette che abbiamo pagato di energia elettrica e gas. L'energia elettrica abbiamo avuto un rincaro del 140%, quindi siamo quasi al raddoppio e mezzo rispetto a quello che pagavamo prima. Sul gas siamo a oltre il 100%, quindi è raddoppiata. Cosa significa? Significa che questa è la media regionale. Poi abbiamo tutta la fascia pedemontana, quindi l'Alto Veronese, l'Alto Vicentino, l'Alto Trevisano e il Bellunese, che ovviamente hanno ben altre bollette, soprattutto del gas per il riscaldamento ovviamente. E quindi non le invidiamo, lo dico da veneziano, non invidiamo quelle scuole. Io faccio parte di un comitato di gestione da volontario di una scuola del veneziano, dico, nel Bellunese davvero mi metterei le mani nei capelli. Perché sta succedendo questo? È successo questo perché di nuovo lo Stato per le scuole dell'infanzia paritarie e asili nido paritari, per quanto riguarda i rincari, che se volete nell'esercizio finanziario 2022, siamo nel 2022, ci poteva dare una mano almeno su gennaio, febbraio e marzo? Zero. Ci ha dato 0 euro, va bene, sull'anno scolastico che abbiamo appena concluso. Per quanto riguarda il prossimo anno scolastico siamo in difficoltà, perché di nuovo far fronte a queste bollette faremo veramente fatica, quindi saremo costretti, ahimè, perché abbiamo raschiato il fondo del barile con lo scorso anno scolastico, dove lo Stato non ci ha aiutato sulle bollette. Ricordo a tutti, apro e chiudo una parentesi, che le scuole di infanzia paritaria e gli asili nido non profit, senza scopo di lucro, cioè caviamo letteralmente il sangue dal muro per far quadrare i conti a fine anno,
e vi lascio immaginare, dopo 2 anni non potevano neanche fare sagre o eventi per fare raccolta fondi, come siamo messi. Noi paghiamo l'IVA al 22% sull'energia elettrica e sul gas, non al 10%, l'IVA agevolata, paghiamo al 22%. Chiudo la parentesi. Sull'anno scolastico nuovo che si apre a settembre, noi avremo sicuramente da fine ottobre, almeno nelle porzioni di territorio regionale che vi ho citato prima, Alta Veronese, Alto Vicentino, Alto Trevigiano, quindi la fascia pedemontana e poi il Bellunese, da fine ottobre inizieranno ad accendere il riscaldamento, quindi il gas. Quindi noi dovremo, ahimè, se non arrivano contributi straordinari da parte dello Stato, dovremmo, e abbiamo fatto il calcolo medio, aumentare di circa 20 euro al mese la retta ai genitori. Dovremmo fare questo. Lo dovremmo fare sicuramente dal mese di ottobre in avanti fino ad almeno a marzo, nelle parti di territorio veneto dove il riscaldamento andrà in tutto questo periodo qua. E nelle altre scuole invece si riuscirà a far fronte? Le scuole statali è come se fanno fronte, nel senso che pagano i comuni, quindi... No, dicevo nelle altre scuole paritarie che escono da questa fascia di territorio che lei ha menzionato, quindi le altre scuole paritarie riusciranno comunque a far quadrare i bilanci senza alzare le rette, o ci sarà un aumento magari inferiore, ma ci sarà? No, faremo lo stesso aumento, circa 20 euro, non magari da ottobre, ma partiremo a novembre. Non appena accenderemo il riscaldamento diremo, genitori, convocheremo le assemblee, ovviamente faremo presente anche a loro questa questione. Mi piacerebbe comunque fare le assemblee, ma questo ne parleremo con i direttivi provinciali della federazione, della FISM del Veneto e con i direttivi anche provinciali. Sarebbe bello convocare le assemblee, va bene, ai primi di settembre, visto che l'orizzonte politico è quello di dare il nostro voto a qualcuno alla volta di fine settembre. Sarebbe bello fare un passaggio con le assemblee convocate dicendo: guardate, iniziamo l'anno in modo responsabile, eccetera, accogliamo i bambini, li accoglieremo come al solito, nel senso con spirito di simpatia, di volerli far crescere nella relazione con le educatrici, con le coordinatrici, con le docenti, che sono persone eccezionali e che io mi auguro davvero abbiano tirato un po' il fiato in quest'estate, dopo 2 anni passati sulle barricate. Quindi sono veramente cariche. A settembre di nuovo avremo questo personale eccezionale che accoglierà i nostri bambini. Però dovremo dire anche ai genitori: guardate, non ce la facciamo, non possiamo scassare i conti, altrimenti dobbiamo poi interrompere il servizio o dobbiamo fare altre scelte più drastiche. No, quindi alla volta di ottobre, massimo novembre, dovremo alzare almeno di 20 euro le rette, va bene, fino alla fine dell'inverno. Questo lo dovremo fare, quindi ci saranno parti del territorio regionale che partiranno un po' prima, perché ovviamente sono quelle montane della pedemontana, veneta, eccetera. Altre che partiranno un po' dopo, ma gli aumenti li dovremo fare tutti, minimo 20 euro circa al mese a bambino, come si dice, per quanto riguarda la retta. Questo dovremo fare. Presidente, c'è un altro allarme che riguarda le scuole paritarie e che lei aveva già in qualche modo evidenziato l'ultima volta, che è quello del personale, la carenza di personale, che è un problema omogeneo, abbiamo capito, in tutti i settori. Io le chiedo se può restare 2 minuti, perché ho la cronaca che chiamo la collega Anna Maria Parisi, collegata da Mestre, per parlarci di degrado, di criminalità e delle proposte che arrivano dai comitati cittadini. Eccola qui, vedo Anna Maria Parisi in collegamento e cedo subito la linea a te. Anna Maria, buongiorno. Buongiorno Francesca, e sono qui in diretta a Mestre, come dicevi bene tu, in via Piave, angolo via Cavallotti. Sono qui in compagnia di Michele Boato dell'associazione Adesso. Buongiorno. Buongiorno. Boato. Associazione Adesso, grazie alla quale abbiamo questa che vediamo alle nostre spalle, cioè questa striscia rossa che riguarda l'attraversamento ciclabile, di cui lei si è fatto più che latore. Sì, l'abbiamo cominciata a fare noi, il giorno dopo è corso il comune finalmente a farla definitiva, però
non basta ancora, perché un minuto fa stavo passando con la bicicletta, se non mi fermavo una macchina mi attaccava direttamente, ho dovuto gridare e fermarmi perché lei è passata. Sì, un minuto dopo è successo anche a noi mentre stavamo attraversando la strada per metterci in postazione per questo collegamento, ma noi in questo momento siamo qui per parlare di sicurezza non soltanto per i ciclisti, ma in primo luogo per quanto riguarda la antidegrado, la sicurezza contro la criminalità e gli episodi che si sono verificati anche ieri, 2 furti di cui uno tramutatosi in rapina impropria ieri mattina qui accanto a noi al panificio Molin Zan, dove un anziano è stato strattonato per essere privato del suo telefonino e per questo è caduto per terra ed è stato soccorso da una negoziante che si trova qua vicino, la signora Lucianiero della panificio della pasticceria, scusate. Sì. Dunque, e poi cos'è successo ancora? È successo che purtroppo si sono verificati nuovi morti per overdose da eroina, si vocifera gialla, ma ci sono le indagini in corso in questo caso della questura di Venezia unitamente con la polizia locale. Il problema in questa zona è difficilissimo, nessuno ha la soluzione in tasca, quindi assolutamente non vanno bene le recriminazioni contro questo, contro quello. Dobbiamo però metterci tutti assieme, questo è il messaggio, cioè ci sono associazioni di cittadini di Via Piave, del Piraghetto, anche la nostra, questa associazione adesso che lavora sull'ambiente ma anche sulla salute. Dobbiamo con le forze dell'ordine, abbiamo visto vigili intelligenti, abbiamo visto poliziotti intelligenti, quindi non c'è nessuna accredine, bisogna mettersi assieme per ragionare sulle priorità e le cose da fare. Secondo me manca il coinvolgimento diretto che io ho visto in altre città. Come Milano, dicevo. Io l'ho visto a Milano direttamente con i comitati, direttamente proprio i comitati e le forze dell'ordine assieme. C'erano situazioni degradatissime con la prostituzione eccetera, hanno organizzato, come è stato fatto qui una tantum, le cene, ma l'hanno fatte addirittura un giorno dopo l'altro sui marciapiedi, in maniera che la zona è stata riconquistata dalle famiglie e anche i bambini potevano uscire in pace, anche le ragazze giovani che erano terrorizzate. Questo si può fare anche qui, ma ci vuole molta energia e molta sinergia, cioè collaborazione. Ecco, esatto, perché da una parte va bene la repressione, ma dall'altra ci vuole anche un coordinamento, una proposta alternativa. In questo senso la sua proposta, quella del coordinamento tra comitati e forze dell'ordine, naturalmente unitamente all'amministrazione comunale, è una proposta che ha trovato grande riscontro già nella città quale Milano, come accennava lei. Ma anche a Padova, cioè bisogna che ci sia una volontà di fare questo. Io ho partecipato 3 mesi fa a una riunione, l'unica che è stata fatta qui all'angolo di Via Fiume, è venuto anche il sindaco, ma non c'era la possibilità all'aperto, in piedi, un angolo, non sapendo chi hai a fianco, magari hai lo spacciatore che poi si vuole vendicare. Bisogna fare queste cose dentro una sede, in una riunione, non una sola, ma conoscendosi e stimandosi a vicenda, stimandosi. Ecco, proposte che uniscono, non che separano, indipendentemente poi da come ognuno di noi possa pensarla. Esattamente, questa è un'emergenza e le emergenze, come quando c'è un terremoto o quando c'è un'alluvione, le emergenze devono mettere in campo tutti, senza divisioni né politiche né amministrative, cioè non c'è ci penso io e voi state lì e basta, no, dobbiamo mettere in moto la popolazione, altrimenti non si risolve senza la popolazione questo problema. Via Bainsizza, il piazzale Bainsizza, senza la popolazione che abita lì attorno non si risolve. Noi come amico Albero l'abbiamo fatto 10 anni fa, abbiamo fatto un orto di erbe aromatiche con alcune famiglie lì attorno della popolazione e nessuno l'ha toccato quell'orto, ci dicevano vedrai che te lo distruggono, non è vero, è durato 5 anni, ecco, perché c'erano le persone. Sì, c'è da dire che c'erano le persone che avevano anche voglia di mettersi in mostra senza paura di ripercussioni, come invece sta accadendo qui in Via Piave e parallele, una tra tutte, piazzale San Francesco, che viene utilizzato, sempre una laterale di Via Piave, Francesca, che viene utilizzato soprattutto da sbandati tossicodipendenti per farsi insomma l'ultima dose.
Tra l'altro c'è una precisazione da fare: ieri sera abbiamo mandato in onda un servizio in cui si vedeva al termine del servizio dei faldoni della polizia locale che sarebbero stati sottratti da alcuni di questi sbandati. È intervenuto oggi il comandante della polizia locale sulla stampa locale dicendo che non erano stati sottratti agli agenti ma erano stati smarriti, quindi in tal senso grazie anche al contributo di chi ha potuto filmare questo video pubblicandolo. Comandante che noi oggi abbiamo contattato per una replica ma che però ha ritenuto opportuno non rispondere, e tra l'altro io personalmente ieri avevo contattato al telefono, ho lo screenshot di questo, il vicecomandante Gianni Franzoi che mi ha detto era deputato, l'unico deputato a parlare con la stampa è il comandante Agostini. Chiuso questo inciso, quindi questi gli interventi che propongono i cittadini e i comitati cittadini all'amministrazione comunale. Noi adesso stiamo cercando anche l'assessore di riferimento, l'assessore Pesce, vediamo cosa ci dirà, speriamo possa darci una risposta. Io penso che abbia l'energia per farlo perché è di nuova nomina e ha tutta la voglia, ho visto, di affrontarle, però ripeto anche all'assessore dobbiamo collaborare tutti assieme, non delegare qualcuno al di sopra degli altri perché non se ne va fuori. Hai domande da studio, Francesca? Diversamente ti restituirei la linea. Grazie ad Anna Maria Parisi, grazie al suo ospite, siete stati molto chiari e precisi nel descriverci quella che è la situazione ma anche le possibili soluzioni. Adesso la parola passa alle istituzioni per mettere in atto queste soluzioni, queste risposte che la città aspetta. Grazie ancora Anna Maria e torniamo con Stefano Cecchina. Stiamo parlando della difficile, complicata situazione delle scuole paritarie e abbiamo capito, abbiamo fatto il quadro generale, capito quello che è la situazione degli aumenti, la necessità di risposte puntuali da parte dello Stato, e sarà poi una questione che affronteremo anche più tardi con alcuni candidati alle prossime politiche. C'era un altro problema che avevo anticipato, Presidente, ed è quello della carenza di personale. Si è riusciti a tamponare o rimane un'emergenza per l'anno scolastico ormai alle porte? Resta un'emergenza e addirittura amplificata, nel senso che il contingente in ingresso a Scienze della Formazione Primaria all'Università di Padova è di circa 200 unità, a Verona 100, quindi il totale veneto che ogni anno entra per appunto seguire il corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria è 300 unità. In uscita ovviamente sono anche meno perché poi si perdono per strada, ahimè, e così. Allora, questi numeri sono assolutamente troppo bassi per le esigenze della scuola, diciamo, dell'infanzia e primaria, perché chi frequenta Scienza della Formazione Primaria può insegnare sia alle scuole dell'infanzia, quindi alle ex scuole materne, sia anche alle scuole primarie, le ex scuole elementari. Sono assolutamente insufficienti questi 300 ingressi all'interno dell'università, e in uscita ce ne sono anche meno ogni anno, tra Padova e Verona. Tra l'altro quelle che escono da Verona spesso vengono assorbite da Brescia, verso Brescia o verso il Trentino, d'accordo? Quindi non restano neanche in Veneto. Allora c'è un problema enorme che è quello della concorrenza sleale, definiamola così perché di questo si tratta, dello Stato nei confronti delle scuole paritarie, nel senso che vengono attratte ovviamente dallo Stato, quindi sia docenti sia soprattutto coordinatrici che spesso hanno i titoli e anche hanno più anzianità, e quindi a quel punto ogni fine agosto, inizio settembre abbiamo le chiamate da parte dello Stato che ovviamente attira a sé il nostro personale. Noi facciamo estrema fatica poi a sostituirlo, si va in deroga rispetto ai titoli perché non ci sono, come si dice, docenti con titoli, abilitati e quant'altro, non ci sono, neanche se vogliamo, trovarli, non li troviamo, quindi si va in deroga, fin tanto che riusciamo poi in corso d'anno a sistemare la pianta organica. È un problema che andrebbe risolto a livello veneto perché il contingente che è stato assegnato da parte del Ministero dell'Istruzione, quindi da Roma, al Veneto è totalmente insufficiente, completamente insufficiente rispetto alle esigenze, ripeto, delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie del Veneto, perché il Veneto ha soprattutto all'infanzia
2 docenti su 3, 2 sezioni su 3 legate a scuole paritarie. Siccome la pianta organica futura viene in sostanza, si basa sulle esigenze delle scuole statali, è evidente che siccome non bastano nemmeno per le statali, e le statali vengono a pescare il personale da noi, a quel punto noi stiamo veramente non con la finestra corta, con la coperta corta, proprio la coperta non ce l'abbiamo proprio ormai da anni. Quindi c'è da fare un discorso ovviamente sia con l'assessorato all'istruzione della Regione del Veneto, sia con l'Università di Padova che con quella di Verona, ma anche con Roma e quindi con il Ministero. Cioè in Veneto c'è bisogno assolutamente di avere più docenti per le scuole dell'infanzia e anche per le primarie. Ne servono di più. Quanti ne mancano all'appello, Presidente? Ogni anno abbiamo abbiamo un centinaio almeno, quindi il 10% delle coordinatrici che passano allo Stato, e di solito abbiamo 150 circa fuoriuscite di docenti verso appunto lo Stato. Quindi ogni anno abbiamo 300-400 persone che se ne vanno dall'altra parte, le dobbiamo sostituire in 3 settimane al massimo, perché poi le scuole ripartono i primi di settembre. Quindi siccome le chiamate vengono fatte di solito dal 19-20 di agosto in avanti fino alla prima settimana di settembre, è evidente che, e poi anche in corso d'anno, ma soprattutto in quel periodo, noi abbiamo bisogno in 3 settimane di sostituire per poi accogliere i bambini appunto i primi di settembre. Anche perché abbiamo gli inserimenti dei piccoli la prima settimana e poi a seguire nel corso della prima settimana verso la fine o la settimana seguente anche chi ha già frequentato e quindi chi va al secondo anno, al terzo anno della scuola d'infanzia. Quindi inserimento dei piccoli, poi inserimento degli altri. Di solito si parte con la cucina la settimana seguente, quindi si va a fare tempo pieno nell'arco di una settimana. Cioè il servizio è molto apprezzato anche perché permette di partire non al 15, non al 12, ma partire al 1° di settembre, avere già l'anticipo orario per chi ha esigenze lavorative, quindi avere i bambini che vengono accolti alle 7:30, mamma e papà che lavorano, hanno bisogno di avere qualcuno che li tenga, ovviamente i loro figli li veda accolti fin dalle 7:30, avere poi il prima possibile il tempo pieno fino alle 16 e addirittura il tempo prolungato fino alle 17:30-18, di nuovo genitori che lavorano. Poi abbiamo anche situazioni particolari sul litorale veneto dove vengono fatte anche a luglio e anche ad agosto, si va incontro alle famiglie tramite centri estivi, quindi le scuole si offrono per dare in sostanza una continuità addirittura su 12 mesi laddove si lavora sul litorale, oppure in montagna, quindi parlo del Bellunese o da altre parti, con la stagione invernale. Quindi c'è davvero un servizio che è in grado di essere versatile ed elastico sulle esigenze delle giovani famiglie e che è in grado di reagire, però la capacità, diciamo, di reazione, di resistenza, se vogliamo definirla resilienza, da parte di queste scuole di comunità, fortemente volute dalle comunità, va bene, insomma, arriva fin là. Qui, caro Stato, devi fare il tuo, e lo dico da cittadino che paga le tasse. Abbiamo bisogno di una mano seria sul fronte dei costi energetici, perché altrimenti noi dovremo fare come fanno tutte le famiglie che hanno delle enormi difficoltà da un punto di vista economico, non ce la fanno a pagare le bollette. Che cosa fanno quelle famiglie? Vanno in comune con le bollette. Noi non vogliamo andare in comune, voglio dire, dal sindaco a tirarlo per la giacchetta dicendo non ce la facciamo a pagare le bollette. Però qualcuno qui, legasi lo Stato, non dico dove ha messo i soldi in questi mesi, perché se volete faccio l'elenco delle priorità, quali sono state, perché non sempre erano condivisibili, non sempre. E allora a un certo punto qui ci vuole un decreto urgente, ci stanno lavorando, è stato appena licenziato dal Consiglio dei Ministri e dovrà fare il suo iter nei 2 rami del Parlamento, quindi Senato e Parlamento. E se non si riesce a ottenere lì quello che serve, cioè un aiuto sostanzioso sul contenimento dei costi, va bene, noi dobbiamo ritornare ai costi dell'anno precedente o poco di più, altrimenti non ce la facciamo. Al massimo siamo in grado di tener botta, però aumentando comunque le rette di circa 20 euro al mese, va bene, siamo in grado di tener duro fino alla legge stabilità. Ma se non c'è nemmeno in legge stabilità un'indicazione tale per cui poi da gennaio
si va incontro anche sul pregresso, quindi novembre, dicembre e appunto gennaio, su quello che è già stato speso, non andiamo da nessuna parte. Quindi non è per mettere le mani avanti, ma ognuno qua si dovrà prendere le proprie responsabilità. Non siamo in grado più di fare le nozze coi fichi secchi. Qui lo Stato deve capire che il Veneto è diverso rispetto alle altre regioni, è diverso. Il 65% dei bambini 3-6 anni frequentano le scuole paritarie. Se dovesse gestire lo Stato le scuole paritarie, se dovesse fare scuole statali, spenderebbe miliardi e miliardi di euro solo per il Veneto. Non gli conviene, neanche da un punto di vista economico. Presidente, è stato chiarissimo il messaggio, mi sembra forte e chiaro. Ora la palla passa nelle mani del prossimo governo. Grazie davvero Stefano Cecchin, Presidente FISM Veneto, grazie. Torneremo naturalmente ad aggiornarci presto con lei. Intanto buon lavoro per questo anno scolastico alle porte. Grazie Presidente, a presto. Grazie a voi, prima ai bambini, sempre. Assolutamente. E questa è la situazione molto molto difficile per le scuole paritarie del Veneto. E adesso invece parliamo di West Nile, perché aumentano i casi. La provincia più colpita a livello italiano è la provincia di Padova. Dovremmo avere in collegamento Valentina Visentin, altrimenti pubblicità, 1 minuto e mezzo di pubblicità e poi parliamo di West Nile. A tra pochissimo. Rieccoci in diretta. Allora, come annunciato, dovremo avere in collegamento la nostra Valentina Visentin, eccola, la vedo, per aggiornarci sui casi di West Nile. In quella, confermami Valentina, essere la provincia più colpita non in Veneto, a livello italiano. Sì, esatto, è proprio così. Padova è la provincia più colpita anche a livello nazionale, 141 i casi segnalati ad oggi, a partire da luglio ovviamente, ma è un record rispetto a quello del 2018, che era l'anno in cui la provincia di Padova era stata maggiormente colpita dal virus West Nile. Attualmente in azienda ospedaliera dove io mi trovo ci sono 10 persone ricoverate in terapia intensiva. Qui con me c'è la dottoressa Marina Munari che le sta proprio seguendo. Un'estate che ha tenuto impegnati i medici proprio e soprattutto per la West Nile, visto che oggi sono solo 2 i pazienti ricoverati per Covid, perché la degenza è molto lunga in terapia intensiva. Sì, sono pazienti che impegnano le terapie intensive per tempi molto lunghi, perché la sintomatologia ha una rapidità nella insorgenza e nella progressione e purtroppo una lentezza nel recupero. Sono tutti pazienti che sono in questo momento, quelli ricoverati in questo momento, che hanno delle paralisi flaccide, che hanno una capacità di recupero purtroppo molto lenta e quindi sono dipendenti dalla ventilazione meccanica e quindi hanno la necessità di rimanere in ambito intensivo per la prosecuzione delle cure. Un virus che, lo ricordiamo, nel 70-80% dei casi si presenta in maniera asintomatica, ma che quest'anno invece sta colpendo anche pazienti piuttosto giovani. Avete curato e state curando in questi giorni? Sì, l'età è sicuramente un fattore che influenza l'espressività a livello neurologico del virus, quindi l'età avanzata è sicuramente uno dei maggiori fattori di rischio, però abbiamo visto anche dei pazienti più giovani, magari con delle altre comorbidità, però che hanno un'età sicuramente inferiore anche ai 60 anni. Per fortuna è una minoranza, perché la maggior parte ha un'età sicuramente superiore, la media è di 75 anni come età di ricovero. Un'ultima cosa, dottoressa, è cambiato per caso il virus, perché non era mai accaduto che ci fossero così tanti casi? Sì, verosimilmente è un virus diverso da quello che eravamo abituati, anche perché non abbiamo mai avuto una epidemia come quella di quest'anno, ed è un virus verosimilmente mutato. Altro fattore che può aver influenzato questa maggiore espressività a livello neurologico è il clima, che chiaramente è stato predisponente a una maggiore presenza di zanzare e magari anche una loro maggiore aggressività.
I consigli sono sempre i soliti, li ricordiamo Francesca per i nostri telespettatori: usare i repellenti, dopo il tramonto utilizzare indumenti con le maniche e i pantaloni lunghi, svuotare nelle abitazioni i vasi dei fiori che contengono acqua, oppure le piscinette per i bambini, anche le ciotole per esempio degli animali. E poi ovviamente ci sono anche le misure messe in campo dalle amministrazioni comunali con le disinfestazioni larvicide e adulticide nelle ore serali, in presenza in quei territori dove si registrano dei cluster, ovvero 2 casi nel raggio di almeno 2 chilometri. Da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie davvero Valentina Visentin, grazie anche alla sua ospite per questi aggiornamenti relativi al virus West Nile. Tra l'altro c'era anche una dichiarazione, vediamo se riesco a recuperarla, relativa proprio al virus West Nile e al vaccino, perché interviene il presidente AIFA, Giorgio Palù, che dice: il vaccino basato sul virus inattivo contro West Nile esiste già per i cavalli e uno per uso umano è stato sperimentato 8 anni fa. Mancare fino ad oggi è stata la volontà delle industrie farmaceutiche di svilupparlo. Per Palù, che nel 2014 insieme ad un gruppo di ricercatori sperimentò il vaccino basato sulla proteina di superficie E, diversi fattori hanno disincentivato gli investimenti sulla produzione. L'assenza di attenzione da parte dell'industria farmaceutica, sottolinea il presidente AIFA, è stata dovuta alla scarsa patogenicità nonché alla letalità bassissima del virus e alla sua incidenza variabile legata alla stagionalità. Certo, quest'anno il discorso probabilmente è diverso, perché sono davvero tanti e sono in aumento i casi, e tra l'altro è iniziato prima, guardando il calendario, la diffusione del virus West Nile rispetto agli altri anni, e questo legato proprio anche al gran caldo che ha caratterizzato questa estate. C'è un altro aggiornamento che vi do subito e che riguarda una ventenne residente a Treviso priva di patente, che ha danneggiato la scorsa notte a Vicenza, nel piazzale della Vittoria, il santuario mariano di Monteberico. La ragazza, a bordo di un'auto di proprietà di un amico, ha abbattuto e distrutto 6 colonnine della balaustra cadute nel prato sottostante. Ad accorgersi del fatto è stato un cittadino che ha chiamato la polizia locale, intervenuta sul posto con 2 pattuglie, che ha individuato e sanzionato la giovane, che ora dovrà accollarsi anche i costi del restauro di quello che è un monumento che attira migliaia di turisti all'anno. La ventenne ha ammesso le sue responsabilità, spiegando di aver girato la chiave lasciata inserita dal proprietario del veicolo parcheggiato sul piazzale e di non essere riuscita a governarne la partenza. Poi naturalmente le forze dell'ordine chiariranno la dinamica di questo incidente, che fortunatamente non ha avuto conseguenze per nessuno, nemmeno per la ragazza. Purtroppo però in questi ultimi mesi vi stiamo raccontando nei nostri telegiornali di una serie davvero infinita di incidenti stradali, purtroppo spesso con vittime anche giovanissimi che perdono la vita. E allora parliamo proprio di questo, parliamo di incidenti stradali, parliamo di prevenzione, di educazione, di sensibilizzazione tra i più giovani, ma non solo, proprio di fronte a questa che sta diventando un bollettino di guerra degli incidenti stradali. E lo facciamo, lo ringrazio per essere con noi. Buongiorno al professor Marino Biscaro, docente, esperto di sicurezza stradale, uno dei padri delle tante campagne di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale portate avanti anche con la provincia di Treviso. Buongiorno professore. Buongiorno a voi. Grazie per essere con noi. Allora, professore, io chiederei alla regia subito di iniziare con un servizio, una serie di video che ha raccolto e che ha poi divulgato la polizia locale di Treviso, per mostrare quelle che poi possono essere le cause all'origine degli incidenti stradali. Vediamo il servizio e poi lo commentiamo insieme. Emergenza incidenti stradali a Treviso. Da almeno 4-5 settimane il comando di polizia locale rileva ogni giorno dai 4 ai 5 incidenti. Quindi, calcoli alla mano, se in un giorno ci sono di media 4 incidenti, in una settimana sono 28, che moltiplicati per 5 settimane fanno 140. Tanti, troppi, considerando che si parla della viabilità di un comune come quello di Treviso. E poco importa che siano di lieve entità.
Quello che fa pensare è che nella stragrande maggioranza sono per disattenzione al volante. E non potrebbe essere altrimenti per un tamponamento come questo lungo Viale Europa, con l'Audi che non vede la Nissan rallentare perché davanti e diligentemente chi conduce ha fermato la Smart per lasciar passare una ciclista sulle strisce. E secondo il comandante Gallo la causa principale è nella quasi totalità dei casi il telefonino. Del resto la curva del Ponte della Goba sul Put esiste da almeno un secolo, eppure i conducenti di questa Yaris sembrano non averla mai vista, considerando che va dritto dritto nello spazio fino a qualche anno fa occupato da un distributore. Un volo attutito in parte dalla recinzione ma soprattutto dalla siepe cresciuta negli anni. Immagini che devono far riflettere, pensando a cosa sarebbe successo alla ciclista se ci fosse stata solo l'Audi o se ci fosse stato uno scooter sulla corsia invasa dalla Yaris. Ma sono ancora troppi gli irresponsabili al volante e non solo per il telefonino. Solo nell'ultimo fine settimana le 2 pattuglie della polizia locale che hanno effettuato il servizio notturno hanno ritirato 2 patenti di guida, una tra cui con un conducente di appena 30 anni che aveva un tasso alcolico 1,17 grammi al litro, significa oltre il doppio di quello che è permesso dalla legge. Tra l'altro un record assolutamente negativo si è registrato qualche giorno fa, 2 giorni fa esattamente, quando una pattuglia ha fermato durante il giorno un conducente di motociclo che peraltro non aveva neppure conseguito la patente di guida per quel mezzo, che aveva un tasso alcolico di 2,66 grammi al litro, significa più di 4 volte il limite previsto dalla legge italiana. Allora, professor Biscaro, abbiamo visto questi video, fortunatamente non ci sono state conseguenze per gli automobilisti, per chi era in strada, purtroppo però spesso dobbiamo dar conto di incidenti nei quali perdono la vita persone, pedoni, automobilisti, motociclisti, vuoi, ce l'ha detto il comandante Gallo, per la disattenzione legata magari all'uso improprio del cellulare, vuoi per l'alta velocità, vuoi, l'abbiamo sentito, per l'abuso di alcol o sostanze stupefacenti. Fatto sta che, l'ho detto prima, parliamo di un bollettino di guerra e ci dicono chi lavora sulle strade, ad esempio i sanitari del SUEM, chi ha un'esperienza decennale alle spalle, di non aver mai vissuto una stagione come questa. Le faccio subito questa domanda: può essere legato ai 2 anni di pandemia e quindi anche ad una voglia di ritornare a divertirsi, a tornare sulle strade e quindi magari anche ad una poca coscienza di quelli che sono i pericoli? Innanzitutto mi permetta di rivolgere un pensiero, un omaggio ai genitori, ai parenti, agli amici di queste vittime sulle strade che abbiamo pagato drammaticamente in questi giorni. E un pensiero rivolto dal punto di vista di una persona che va a parlare ai ragazzi, va insieme a interloquire e a parlare di queste problematiche. Lo scorso anno ne abbiamo visti circa un 5.000, quelli delle quinte delle scuole superiori, e il nostro pensiero è proprio rivolto veramente alle problematiche della strada. Qua la domanda che lei mi fa è proprio coinvolge questo ragionamento, cioè noi siamo soliti dire ai ragazzi, ed è la cosa più importante, diciamo sempre attenzione ragazzi perché l'incidente è vile, una V, per 2 motivi: è sempre nascosto dietro l'angolo, avviene quando meno te lo aspetti. L'incidente, chi te lo può raccontare, te lo dice sempre in questo modo. E da qua parte la nostra lezione, per far capire che esistono delle frazioni di secondo, dei tempi brevissimi che mettono in crisi tutta la tua operazione di guida e avvengono sempre quando meno te lo aspetti. Su questo dobbiamo continuare a ragionare. Il codice della strada, continuiamo a dirlo, è fondamentale, geometrico, matematico. Il codice della strada non sbaglia, però purtroppo gli errori per strada si commettono. Dobbiamo lavorare molto su questo, ma dobbiamo lavorare in che senso? Dobbiamo creare nei ragazzi quella capacità di previsione dell'ostacolo, quella capacità di prevedere l'evento negativo che si può manifestare davanti a te. Innanzitutto con un sistema fondamentale e importante, quello di percepire, riuscire a vedere oltre, avere lo sguardo rivolto sempre davanti a noi 100-150 metri, da dove si può scatenare l'incidente, e quindi avere del tempo di reagire e saper fare delle manovre corrette in caso di problematiche che ti puoi trovare davanti. Noi questo lo dobbiamo, in assoluto dobbiamo cercare di farlo capire, di farlo recepire ai ragazzi, perché purtroppo la circolazione odierna non è tutta costruita a codice. I problemi per strada si manifestano. Dobbiamo continuare a entrare in questa logica. Dobbiamo sapere in tempi brevissimi
come, se non risolvere completamente, ma come far fronte a questi problemi che ti puoi trovare davanti. Saper prevedere quello che può succedere. Sappiamo però, siamo stati tutti giovani e sappiamo che quando si è giovani ci si sente quasi onnipotenti. No, a me non può capitare, quindi mi verrebbe da chiedere che cosa le dicono, vi dicono i ragazzi quando gli si pone proprio il problema che può succedere l'incidente. Sono coscienti che possono anche loro, di fronte ad un comportamento errato, andare incontro a conseguenze gravi, o c'è sempre quella sensazione di non essere in pericolo quando si scende in strada? E proprio per questo utilizziamo il metodo scientifico a scuola, non c'è niente da fare. Noi l'incidente glielo facciamo vedere, tipo questi che abbiamo visto prima, prima lo facciamo vedere in tempo naturale, poi lo sezioniamo, lo tagliamo e soprattutto cerchiamo di far interpretare ai ragazzi la logica di dire: se fossi stato te al posto di quel malcapitato, che azioni avresti fatto? Ecco, molto spesso i ragazzi te lo raccontano, quelli che possono, che ce la fanno, e dicono: prof, ero col mio scooter, a un certo momento mi ha tagliato la strada una macchina. E tu cosa hai fatto? Prof, ho chiuso gli occhi e tirato i freni al massimo. Noi diciamo sempre: c'è sistema certificato ISO 9001 per morire, perché gli occhi non vanno mai chiusi quando sei protetto dal tuo casco fino all'ultimo istante. Non bisogna chiudere gli occhi, una possibilità di uscita la puoi trovare. Secondo, tirare i freni al massimo vuol dire andare in attrito radente, non gestire più il mezzo e andare diretto sull'ostacolo per la tangente. Quindi queste sono le considerazioni, cioè noi cerchiamo in tutti i modi di fare entrare i ragazzi nella problematica dell'incidente, ma soprattutto con due principi da tenere in conto. Il primo è quello della velocità, indubbiamente. Molto spesso si è parlato di velocità in questi incidenti, ma quello che è ancora più drammatico e viene considerato poco, alle scuole superiori lo facciamo vedere questo discorso, è il discorso dell'energia. Non è quanto la velocità, è in quanto l'energia che crea il dramma dell'impatto, che crea la gravità dell'impatto. L'energia cinetica è fondamentale, bisogna capirla, ma soprattutto bisogna capirne la formula fisica, che è banalissima e semplicissima: un mezzo della tua massa per la velocità però al quadrato. Quindi se tu aumenti del doppio la velocità, l'energia ti aumenta 4 volte. Questo è il problema grossissimo e su questo dobbiamo farli ragionare i ragazzi, perché ci vedono questi impatti tremendi e uno dice: prof, ma la velocità non è che fosse eccessiva, non andavamo a 50 all'ora, a 60 all'ora. Esatto ragazzi, da 30 a 50 all'ora cambia la velocità, l'energia diventa 4 volte nell'impatto e poi si vedono gli effetti devastanti purtroppo sulle auto, e dove vai a impattare non c'è niente da fare. Quindi questo concetto, che delle volte è banale, perché uno ti dice: però ma cosa vuoi a 40 all'ora, lo faccio quasi in bicicletta per strada. È vero, però l'energia che si scatena diventa drammatica, lo vediamo. Lei ha detto: facciamo vedere ai ragazzi gli incidenti, e noi abbiamo raccolto proprio un paio di settimane fa, 10 giorni fa, la testimonianza di un genitore che aveva detto: dopo un incidente ho portato qui mio figlio per fargli vedere da vicino quelle che possono essere le conseguenze. Sembra una frase shock, però è proprio per quello che è la mente dei ragazzi, è l'unico modo far toccare con mano, far vedere loro quello che può succedere, metterli davanti al fatto compiuto, purtroppo. Questo è importante, l'ambientazione dell'incidente è importante. Noi di contropartita a scuola facciamo vedere proprio la dinamica dell'incidente, quindi le velocità in campo, facciamo vedere esattamente cosa è successo e la devastazione dell'incidente. Questa, la prima fase va bene, bisogna che sia completata da una seconda fase, perché il ragazzo riesce a recepire. Allora, perché vedere le cose a bocce ferme delle volte sembra innaturale, ma com'è possibile che sia successa una cosa del genere? Ma la dinamica te la fa vedere chiaramente, le velocità, la composizione delle forze. E questa materia è multidisciplinare, qua bisogna conoscere bene fisica, matematica, bisogna conoscere bene il moto dei veicoli, dei mezzi a 2 ruote, bisogna avere una capacità veramente grande, perché altrimenti non ci andiamo fuori del problema. Continuiamo a dirlo. Per i ragazzi il fatto di aver acquisito la patente è un passaggio importante, fondamentale, però insieme a questo ci vuole acquisire la consapevolezza. Bisogna acquisire questa capacità di riuscire a reagire correttamente nei momenti difficili. Quando
purtroppo il codice della strada non ne parla. Il codice della strada dice moderare la velocità e la finisce, ma se tu ti trovi davanti a te a 50 metri quello che ti attraversa la strada, non c'è pagina del codice che lo vai a controllare. Tu devi avere quella capacità, devi averlo prima previsto, proprio per questo che a scuola utilizziamo una metodologia abbastanza nuova che l'Europa ci sta imponendo dal punto di vista didattico, che è quello dell'aspetto metacognitivo. Cosa vuol dire? Io ne parlo a scuola, faccio ragionare il ragazzo si pone di fronte al problema, comincia anche lui un ragionamento, però poi devo passare alla fase pratica, io devo farglielo percepire il problema e come girare lo sterzo, come evitare un ostacolo, evitamento dell'ostacolo quando me lo trovo davanti fisso. Altrimenti il ragazzo fa quello che abbiamo detto prima, chiude gli occhi e tira i freni, non è sufficiente. Tutto questo rientra in un progetto di educazione che riguarda i ragazzi delle scuole superiori, giusto professore, in questo momento? In questo momento sì, purtroppo questo progetto è stato interrotto, avevamo già un grafico. Ecco, guardiamo se la regia può inquadrare questo grafico qui. Il titolo è Decessi sulle strade della provincia di Treviso. Ad un certo punto si vede come questa, che sembra quasi il profilo di una montagna, all'improvviso verso il 2005 inizia a calare e non cala così a caso. Perché che cosa succede intorno a quegli anni, professore? Verso il 2015, 14-15, perché con la legge del Rio è stata elevata la competenza alla provincia. Vede, eravamo partiti da 180, 170, 180 morti all'anno, eravamo arrivati, io dico quasi magicamente, nel giro di 10 anni ad abbassarli oltre il 50%. Come ci aveva richiesto la Comunità Europea col Trattato di Lisbona, ce l'avevamo fatta come provincia di Treviso. Adesso però, vedete, dovevamo seguire quel tratteggio giallo, dovevamo continuare a seguirlo, cosa che purtroppo, vedete, la linea verde comincia drammaticamente a risalire, perché è stato sospeso il progetto. Nel 2015 con la legge del Rio ci sono state elevate le competenze che avevamo come provincia per quanto riguardava la sicurezza stradale, andare per le scuole di ogni ordine e grado a parlare con i ragazzi e purtroppo gli effetti drammaticamente si vedono. Questo rialzarsi della curva vuol dire un numero di morti che stiamo pagando e che non è corretto, perché noi l'abbiamo buttati giù quei morti là e adesso non dobbiamo fermarci, dobbiamo riprendere questa attività, dobbiamo andare a parlare ai ragazzi con la loro lingua, con la loro metrica, perché ai ragazzi molto spesso in aula non è facile parlare di questi argomenti, perché o so io, ti dicono io ho la patente, lo so già queste cose, o si mettono in contrapposizione. Bisogna andare con un linguaggio molto particolare, bisogna riuscire a parlare con i ragazzi, io dico sempre anche col cuore, perché sappiamo che la nostra è un'attività che regala dei contenuti che gli possono essere utili nei momenti difficili. Allora facciamo un attimo il punto, quindi in questo momento il progetto riguarda i ragazzi delle quinte superiori? Sì, qualche quarta e sostanzialmente per le quinte, però il progetto, come stiamo ragionando adesso anche con altri enti, si sta ampliando e cerchiamo di ritornare alle specifiche che avevamo prodotto in quegli anni, attorno agli anni 2000, come avevamo cominciato il progetto. E quindi come potrebbe ripartire, quale potrebbe essere la fascia di ragazzi interessata, perché poi è vero che i ragazzi di quinta superiore, quarta, quinta, poi si approcciano alla patente, però ci sono i ragazzi più piccoli che vanno in bicicletta, Perfetto. che vanno a piedi, che vanno in motorino, perché sappiamo che a 14 anni ci si può fare il patentino per il 50, poi a 16 per il 125, quindi comunque si va per strada, quindi è importante che questa sensibilizzazione arrivi anche ai più piccoli, ma io direi già ai bambini delle elementari, che poi hanno anche la capacità di trasmettere in famiglia poi quelle che sono le regole, perché sono molto bravi, hanno dei recettori molto accesi e quindi sono capaci poi di trasmettere a quello che hanno capito a scuola con i genitori. Questo progetto quando potrebbe partire e che fascia d'età potrebbe coprire, professore? Le dirò di più, in quegli anni, dopo gli anni 2000, andavamo addirittura alle scuole materne, perché da là comincia proprio il criterio, il concetto della preoccupazione di quello che ti può avvenire per strada sbagliando delle cose. E materne, elementari, medie, avevamo fatto tutto il ciclo, eravamo arrivati a scuole superiori e addirittura università, non dimenticando
Avevamo fatto già dei progetti per gli anziani, perché anche per gli anziani bisogna dare un particolare riguardo, che vuol dire un aggiornamento del codice. Loro da tanti anni hanno la patente, è importante ragionare su alcuni aspetti fondamentali. Non è che serva tutto rivedere il codice della strada e le regole, ma quelle più fondamentali, le rotatorie, come vanno prese e come ci si comporta in rotatoria, il concetto dell'attraversamento che è fondamentale, dell'attraversamento della strada. Ci sono delle regole precise che ti mettono in condizione che tu dici io devo attraversare in modo sicuro la strada, e ci sono delle regole che devono essere rispettate e stabilite. Per esempio quella di dire io guardo a sinistra, destra, 2 volte. Perché sinistra dalla parte del cuore? Semplicemente perché la prima corsia, la prima macchina che ti può investire arriva da sinistra normalmente, dove ci troviamo a confrontarci con una strada normale a doppio senso di circolazione. E queste sono le cose fondamentali che dobbiamo continuare a dire. E su queste avevamo costruito le nostre lezioni in quegli anni e hanno portato frutti. Io sono convinto che ripartendo e avendo la forza di ripartire adeguatamente dobbiamo riuscire a riportare i morti su quella linea gialla che ci ha indicato la Comunità Europea. Si riparte come? In che modo? Come viene strutturato questo progetto con gli altri enti di cui ci parlava? Con gli altri enti, US, e poi con tutte le polizie urbane, con la Polizia di Stato, con Carabinieri, e è potenziato nel senso che dovremo andare a toccare tutte le scuole, tutti gli ordini di scuola dal prossimo anno, e dovremo anche ricominciare quello che avevamo fatto negli anni, che era servito tantissimo, quelle prove pratiche fatte su luoghi appropriati, appositamente creati, dove tu metti in luce, ma non la tua abilità che non puoi avere a 18 anni, ma tu metti in luce quello che puoi sbagliare e come fare a recepire il messaggio corretto di metterti in modo sicuro vicino a quel problema. E questa era una cosa importante, l'abbiamo fatta per molto tempo, con gli scooter, addirittura bici, scooter e auto. Dobbiamo ritornare a questo, indubbiamente, cioè la patente è fondamentale, è il passaggio fondamentale per avere l'abilitazione alla guida, però abbiamo detto e abbiamo visto sempre in ogni caso che ci vuole un qualcosa in più, ci vuole un'abilità superiore, un'assicurazione, diciamo ai ragazzi, una tua assicurazione che non è quella che si va a pagare col denaro, è una tua assicurazione di metterti a confronto nei momenti di difficoltà con la maniera giusta e il modo più appropriato. Quindi potrebbe già partire dal prossimo anno scolastico o bisognerà attendere? No, sicuramente partiranno le lezioni il prossimo anno scolastico negli ordini delle scuole, e vedremo se riusciremo a mettere in campo delle prove pratiche, che è la cosa più importante, io dico sempre, per far acquisire ai ragazzi questa abilità superiore. E per chi ha qualche anno in più e quindi ha già, come diceva lei, va solo rinfrescata la memoria, come si potrebbe strutturare e se c'è già un'idea di quando si potrebbe partire? Sì, abbiamo già preparato anche per loro dei video appositi, soprattutto sulle condizioni quelle difficili, dove gli anziani non hanno magari ben compreso alcune cose e magari le fanno un po' a rischio. Abbiamo preparato già dei materiali e io penso che dal prossimo anno cominceremo già con delle lezioni pratiche da fare a loro, sempre però, ecco questo che intendo dire, la didattica dell'insegnamento, su questo è fondamentale. Bisogna parlare sì, però avere la capacità di far vedere dei video, immedesimarsi in quelle situazioni diventa importante, perché questo ti dà la carica e la garanzia di dire: se mi succede sta roba io so come andarci fuori. Avete già pensato come verranno avvicinati gli anziani? Cioè si andrà magari nei centri per anziani? In che modo verranno strutturati questi incontri per mostrare loro i video, ma poi anche per delle prove pratiche, ci diceva? Avevamo già fatto delle sperimentazioni gli scorsi anni e con centri per anziani, esattamente, e magari nelle ore accessibili a loro, dopo pomeriggio eccetera, avevamo già fatto delle prove e la cosa è funzionata molto bene. Dobbiamo avere questa capacità di distendere, di portare il più possibile queste lezioni, farle vedere ai ragazzi, farle vedere agli anziani, al maggior numero di persone possibili. Quindi quando andiamo su una scuola, le classi quinte le dobbiamo coinvolgere tutte. Non esiste che si va a fare la lezione su una classe. Qua le lezioni sono multiple, sono aperte, perché è fondamentale che più ragazzi possibili riescano ad assistere a questo, tra virgolette, regalo che facciamo, perché andiamo a portare competenze, conoscenze a loro che le assorbono come spugne se
vengono date nel modo giusto. È ipotizzabile nel momento in cui si consegue la patente, quindi nel momento in cui si fanno le prove pratiche e poi teoriche e poi pratiche per conseguire la patente, affiancare anche questo tipo di informazione che non è quella che arriva dalla scuola guida, che fornisce quelle che sono le regole del codice della strada, ma magari tramite degli esperti, degli psicologi, dei docenti, e quindi affiancare i due momenti anche per ridurre i tempi, perché uno esce con la sua patente in mano ma anche con una formazione ulteriore. Ne stiamo ragionando, non è cosa semplice, perché per quanto riguarda tutto il procedimento fatto per la patente, per l'acquisizione della patente, va tutto costruito a codice naturalmente, certo. E soprattutto l'esame finale. Dobbiamo avere questa capacità di estrinsecare, di riportare oltre, di andare a tirar fuori le problematiche e di poterle dimostrare. È un'operazione non facile. A scuola ci riusciamo con la metodologia didattica. Per quanto riguarda la scuola guida, cercheremo in tutti i modi di poter arrivare a questo, però di sicuro non sarà in tempi brevi, non è cosa facile. Quello che riguarda la scuola guida è tutto costruito a codice, quindi non esiste quell'errore che abbiamo detto prima, non esiste. Lei prima diceva faremo delle prove, si facevano le prove con lo scooter, con la bicicletta. Mi viene da dire mancano i monopattini, che ormai vediamo sfrecciare sulle nostre strade, che sono diventati anche un nuovo pericolo, perché sappiamo che essere spesso a correre sulle strisce pedonali, sulle piste ciclabili, a volte correre sulla strada, non è ancora ben chiara la normativa per questi nuovi mezzi in circolazione. Esattamente, una situazione nuova che mette molto a rischio naturalmente i conduttori di questi monopattini, perché si fanno male, molto male, e ci sono stati anche dei morti. È una situazione nuova che va regolamentata di sicuro, ma soprattutto deve essere compreso da chi utilizza questi strumenti, deve essere compreso che lui è molto invisibile alla normale circolazione, alle macchine che gli passano a fianco, eccetera. Quindi ci deve essere un'attenzione particolare, perché si pensi che noi abbiamo fatto delle campagne sul casco, sulla colorazione del casco, sulla visibilità del casco, che è fondamentale, pensatevi. E qua vediamo della gente sfrecciare vestita il colore della strada e soprattutto a velocità molto rilevanti, perché il problema è questo: questi strumenti qua molto spesso hanno velocità che vanno oltre il pensiero, che può essere quello dell'automobilista che se lo trova di fianco. Ecco, questo è una cosa veramente da regolamentare. Adesso, al di là delle complicazioni con targhe eccetera, però dobbiamo far scuola anche a questi e far capire che non possono pensare di essere degli sfrecciatori di traffico, devono avere delle proprie regole e devono soprattutto mettersi a 360 gradi nel traffico, rispettando anche gli altri. Dalla sua esperienza mi viene da chiedere se secondo lei sarebbe utile fare una sorta di patentino anche per chi va in bicicletta o per chi guida mezzi come il monopattino elettrico. Sì, questi acceleratori di velocità sicuramente, meccanica, acceleratori, sicuramente devono essere regolamentati e a questi che li utilizzano devono essere ben comprese alcune cose sicuramente. Per la bicicletta si sta discutendo da molto, però ecco, quello che io dico è importante non complicare le cose, importante che l'educazione sia il fondamento di tutto, perché poi sono i comportamenti per strada, devo fare il patentino finché vuoi, se dopo andiamo oltre le regole e ci sconfiniamo nell'imprevisto, il pericolo c'è, rimane sempre questo. Io dico che l'aspetto educativo è fondamentale, dobbiamo cominciare a ricreare questa cultura della sicurezza stradale, e che è una cultura, come ho detto prima, è un progetto multidisciplinare. Qua bisogna intendersi, soprattutto passa oltre la multidisciplinarità che avevamo cercato a scuola, ma ogni disciplina contribuiva. Qua quando vai a parlare ai ragazzi ti mettono sotto subito all'inizio, al terzo minuto loro ti hanno pesato di dire: ma questo che è venuto qua, chi è? Cosa sta venendo a fare? Quindi sto confronto qua deve essere vinto subito e la lezione deve continuare, che io dico sempre, per 2 ore non deve volare una mosca, tanti sono gli argomenti che dobbiamo vedere, per primo. E secondo, quando si arriva alla fine della lezione ci deve essere l'applauso finale dei ragazzi, perché vuol dire che tu qualcosa hai regalato a loro, è fondamentale questo. Non occorrono valutazioni, schede, pagelle, bravissima. Questo è
il contributo artigianale che stiamo dando noi alla sicurezza stradale. E ci abbiamo creduto, i risultati ci sono stati, dobbiamo riprendere in mano bene questa attività, ma riprendere in mano nel modo più assoluto. E su questo vorrei dirlo anche ai genitori che hanno subito queste vittime, perché dopo li abbiamo i genitori a fianco, quelli vittime della strada, ne abbiamo diversi che vengono a aiutarci, che vengono a dare una mano. Diciamo loro che di sicuro, come è stato già detto, qualcuno l'ha detto già adesso, non sono state morti inutili quelle dei loro ragazzi, perché cerchiamo in tutti i modi adesso di recuperare e di portare avanti questo progetto che farà sì che quello che ha detto la Comunità Europea, al 2050 dobbiamo arrivare a morti zero sulle strade. Guardate che questo è un progetto veramente straordinario, dobbiamo crederci e dobbiamo arrivare a questo. Ci sono i fondi? Questo è un problema grosso che tocca le amministrazioni. Provincia di Treviso si è sempre data da fare. Siamo stati per anni in Italia valutati come prima provincia che ha battuto la mortalità sulle strade, quindi Provincia di Treviso si è sempre data da fare. Dobbiamo mettere insieme sinergie e dobbiamo mettere insieme quello che dico sempre io, progetti educativi mirati alla didattica, perché sono fondamentali. In classe tu hai la capacità, ma soprattutto tu devi avere il metterti in classe in un modo sereno, tranquillo e andare a parlare delle cose da regalare ai ragazzi. Questo è fondamentale. Molto spesso abbiamo degli esempi che non è sempre avvenuto questo, perché la materia è difficile. I ragazzi poi sono smaliziati, fanno domande a nastro e bisogna essere pronti. Bisogna avere una capacità incredibile, multidisciplinarietà, veramente bisogna avere delle esperienze acquisite e dar loro ai ragazzi, regalargliele perché le mettano a frutto. Professore, grazie davvero per il suo intervento. Ci rincuora sapere che dal prossimo anno scolastico per i ragazzi arriveranno, anche per i più piccoli, questi incontri, queste lezioni che poi sappiamo saranno sicuramente trasmesse in casa ai genitori, ai fratelli, ai nonni, e quindi è importante che questo riparta per, se possiamo rivedere il grafico, arrivare a quella striscia tratteggiata gialla e a quello obiettivo europeo di morti zero sulle strade nel 2050. Sarebbe un traguardo davvero fondamentale e importante, perché tante vite che verrebbero salvate. Grazie davvero al professor Marino Biscaro, buon lavoro professore, torneremo ad aggiornarci magari tra qualche mese per capire come sta andando, e noi andiamo avanti invece con la cronaca per parlare di una ricercatrice di funghi che si è avventurata in un tratto scosceso della montagna, è stata portata in salvo dal soccorso alpino. Posina. Una cercatrice di funghi in difficoltà è stata soccorsa ieri nei boschi di Colle Xomo. Il soccorso alpino di Arsiero è stato attivato dalla centrale del SUEM. La donna di Torre Belvicino, per spostarsi e raggiungere una zona più distante, si era trovata a salire per un'erta erbosa, finché, giunta in un tratto ripido e roccioso, non era più stata in grado di muoversi. Ottenute le coordinate del punto in cui era, una squadra, partendo dall'alto, una salendo dal basso, dopo un paio di ore di cammino l'hanno individuata e raggiunta. I soccorritori hanno quindi dotato la donna di imbrago, l'hanno assicurata e riaccompagnata fino alla macchina. Nuovo blitz delle forze dell'ordine all'interno degli ex magazzini generali a Vicenza per garantire la sicurezza nei quartieri. È necessario scoraggiare la permanenza degli intrusi. Sicurezza e lotta al degrado. Nel mirino delle istituzioni la prevenzione attraverso la bonifica degli stabili abbandonati, diventati vero e proprio ricettacolo per la microcriminalità. Al confine tra i quartieri Mercato Nuovo e Santa Bertilla c'è la zona degli ex magazzini generali, che a seguito del fallimento è abbandonata a se stessa da anni. Gli agenti della questura con i colleghi della polizia locale hanno appena effettuato un nuovo blitz per accertare la presenza di eventuali intrusi. Ripulire questa zona dai rifiuti maleodoranti abbandonati e allontanare i senza tetto è prioritario per i residenti, in attesa del recupero funzionale dell'area. Bisogna, ma che sarebbe anche un po' troppo tardi, diciamo dovevano intervenire ancora prima, perché è da tempo che c'è questo problema. Dunque... La prima cosa che viene in mente è che la preoccupa avendo questa situazione? Beh, perché girano sempre persone poco raccomandabili, diciamo, per cui anche muoversi si ha un po' di timore. Lavoro qui.
sicurezza degli uffici. Spesso ci fermiamo fino a tarda sera perché lavoriamo in un'attività privata che comporta anche un orario oltre le 6, oltre le 18-19 e a volte quando è buio c'è anche timore nell'uscire dall'ufficio perché non sappiamo chi c'è. Purtroppo sì, ed è un problema, ripeto, che comincia a avere almeno 5-6 anni di realtà, insomma, mi ricordo sono tutti pompieri perché una volta hanno fatto, poverini stavano facendosi da mangiare anche loro, le loro esigenze e abbiamo visto sto incendio, sono intervenuti. Sì, è un problema costante anche per loro da quel punto di vista. Perché ci sono tante persone con problemi di lavoro che occupano spazi che diciamo che non sono destinati alle abitazioni normali, quindi ci si dovrebbe occupare sia della sicurezza ma anche di questi poveracci. C'è il degrado dell'indigenza di queste persone che vivono nei edifici abbandonati e fanno veramente un degrado alla città e poi il pericolo perché se ci sono bambini che toccano certe cose, sporcizia e non si sa cosa ci sia in mezzo. Sì, viviamo in un degrado continuo. Sì, una volta era un quartiere un po' più tranquillo, adesso ne vediamo di tutti i colori. Per cui auspichiamo che in qualche maniera ci sia anche una riconversione di queste aree e che permetta insomma in qualche maniera di recuperare un certo standard. Adesso ci fermiamo, abbiamo il meteo, poi la pubblicità e poi spazio al dibattito politico con alcuni candidati alle prossime elezioni del 25 settembre con i temi principali al centro della discussione. Meteo e pubblicità, tra poco. Donadel Sunplast fornisce ed installa tende e coperture tecniche, avvolgibili, serramenti in PVC e in alluminio, porte da interni. Benvenuti al meteo. Previsioni per mercoledì 24 agosto. Sul Veneto, tempo in prevalenza stabile con cielo sereno o poco nuvoloso. A partire dal pomeriggio possibili addensamenti nuvolosi più consistenti sulle zone montane. Non sono attese precipitazioni. Temperature minime comprese tra i 17 e i 20 gradi, massime sui 29 e 30 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia, cielo in prevalenza poco nuvoloso, con presenza di qualche nube sui rilievi. Precipitazioni assenti. Temperature minime comprese tra i 20 e i 22 gradi, massime intorno ai 30 gradi. Sul Trentino Alto Adige tempo stabile e molto soleggiato con presenza di velature sparse e di passaggio nelle ore più calde della giornata, che non daranno luogo a precipitazioni. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 14 gradi, massime comprese tra i 30 e i 32 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. Donadel Sunplast vi aspetta nello showroom di Farra di Soligo, dove troverete le giuste risposte alle vostre esigenze di arredo esterno. Rieccoci in diretta, come annunciato spazio alla politica, spazio al dibattito politico tra tre candidati alle prossime elezioni del 25 settembre. Tanti i temi che stanno prendendo piede in queste ore, anche proprio legate al meeting in corso a Rimini, e partiremo proprio da qui perché oggi è stata la giornata dell'ex premier Draghi, che ha ottenuto una standing ovation e anche l'ha rilasciato delle dichiarazioni molto importanti di cui parleremo tra pochissimo. Ma saluto subito i miei ospiti qui in studio con me. Luigi Calesso di Sinistra Italiana, buongiorno. Buongiorno. Ben ritrovato. Saluto in collegamento Gianfranco Giovine di Forza Italia, buongiorno, grazie per essere con noi, e buongiorno a Flavio Baldan del Movimento 5 Stelle, grazie per essere con noi. Grazie, buongiorno, grazie per l'invito, un saluto ai vostri ospiti. Grazie a tutti voi tre per essere con noi, e allora iniziamo subito guardando i siti dei quotidiani nazionali. Vediamo alla Repubblica che titola Draghi a Rimini, l'Italia ce la farà con qualsiasi governo, protezionismo e isolazionismo non sono nell'interesse nazionale. Il Corriere della Sera titola Draghi a Rimini, Italia mai forte
forte quando decide di fare da sola, ricollegandosi dunque a quel tema dell'isolazionismo. Invito tutti ad andare a votare e ancora qui ce la faremo con qualsiasi governo. Calesso, intanto la standing ovation per Mario Draghi e poi questo appunto al protezionismo e isolazionismo. Ma mi sembra che Draghi abbia ripreso alcune delle tematiche che sono state sempre tematiche del centro-sinistra prima ancora del governo Draghi, e cioè la necessità che l'Italia abbia una collocazione forte e importante in Europa, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista politico, perché solo con un rafforzamento dell'Unione Europea e solo con un rafforzamento delle politiche sociali dell'Unione Europea avremo contemporaneamente una Italia e un'Europa più forti nel mondo, più in grado di determinare scelte di pace, ad esempio, e avremo contemporaneamente una Italia maggiormente in grado di dare risposte alle esigenze dei ceti più deboli, che sono sempre più forti. Giovani, un'Italia che deve avere un ruolo importante in questa Europa che anche con la guerra in Ucraina si è riscoperta unita, forse non sempre, ma che ha riscoperto una propria identità, e l'Italia deve fare il suo ruolo. Il nostro presidente Berlusconi ne fa proprio un punto di riferimento del programma, l'adesione all'Europa e soprattutto ai principi che ci hanno sempre ispirato di collaborare e di aprirci a quello che è il mondo europeo. Certo che per certi versi magari vanno riviste qualche formula che è superata, ma sicuramente il patto atlantico e l'Europa sono i nostri cardini che ancora una volta nel nostro programma politico per questa elezione naturalmente cercheremo di portare avanti. Baldan. Mi fa piacere, detto dall'uomo che ha salvato l'Unione Europea nel 2009 con il suo Whatever It Takes, quindi credo che sia la persona più autorevole a dire questa. Ovviamente ho sempre pensato, ed è impossibile pensare il contrario, che essere in Europa è la cosa necessaria per andare avanti, per avere un blocco unico di contrapposizione rispetto a una globalizzazione estremamente forte. Ovviamente ci sono molte cose da fare, corretto, un'Europa che può essere modificata. Il ruolo dell'Italia deve essere, come l'ha sottolineato il Presidente Conte, un ruolo propositivo di primo piano e non di fideizzazione, fideizzato da questo punto di vista, perché noi abbiamo molto da dire all'interno dell'Unione Europea. E allora vediamo un tema che abbiamo affrontato all'inizio di questa diretta. Avevamo in collegamento il presidente della FISM Veneto che riunisce tutte le scuole paritarie del Veneto e ha lanciato un allarme. Quest'anno in Veneto mancheranno all'appello 12 scuole paritarie e 12 asili, e questo perché ci sono difficoltà nel gestire la parte amministrativa, nel far quadrare i conti, scuole che sono adesso devono fare i conti con gli aumenti, con i rincari di luce, gas, materie prime, e diceva per noi non arrivano contributi, è necessario, e lanciava proprio un appello a quello che sarà il futuro governo, è fondamentale che i bambini, la famiglia vengano messi al centro delle politiche, dando aiuto alle madri lavoratrici, trovando delle soluzioni per le famiglie, investire sulla famiglia, anche perché, lo ricordiamo, l'Italia è l'età media in Italia si abbassa, si alza sempre di più, un paese sempre più anziano. Baldan, ricomincio da lei. Beh, guardi, che ci sia un problema generazionale ovviamente di un andamento demografico negativissimo e che è pericolosissimo, di cui molti non ne parlano, ma è una cosa su cui bisogna porre un'attenzione estremamente forte sotto questo profilo, perché c'è una ricaduta su tante situazioni, penso anche al sistema previdenziale. È chiaro che sul discorso scolastico trova perfettamente d'accordo, insomma la scuola è sempre il punto principale assieme all'università della ricchezza di un paese, e bisogna mettere delle risorse. Questo è un momento estremamente difficile, sia dal punto di vista inflattivo, sia dal punto di vista per tutto quello che riguarda il discorso energetico e altre considerazioni.
bisogna investire notevolmente. È il momento di allargare i cordoni della borsa, è un momento che può essere in qualche modo parificato a quello che è successo durante la pandemia, perché questa è una pandemia dal mio punto di vista anche energetico, e quindi il governo che sarà in carica dovrà tenerne conto, ed è il momento di dare sostegno il più possibile a famiglie e cittadini. Il movimento è da sempre schierato in questa parte qui. Calesso. Sicuramente la questione delle politiche per le famiglie è centrale. La questione delle politiche per le famiglie si declina prima di tutto sulla questione del lavoro e dei redditi. Maggiori occasioni di lavoro, lavoro non precario, non saltuario, lavoro degno, che significa prima di tutto lavoro retribuito in maniera dignitosa. Sinistra Italiana ha depositato una proposta di legge durante questa legislatura per il salario minimo, perché le condizioni di lavoro dignitose, la sicurezza del lavoro e una retribuzione adeguata, soprattutto per le donne che sono vittime anche del gap di genere, sono gli elementi essenziali perché si possano costituire nuove famiglie e perché queste nuove famiglie decidano di mettere dei figli al mondo. Se non si parte da questo, è chiaro che in realtà si sta solo chiacchierando, perché questi sono gli elementi base. E un altro elemento chiave è la questione del diritto all'abitare, la questione delle abitazioni. Ci sono, per i motivi che dicevo prima, reddito e precarietà, giovani e famiglie che non sono in grado di accedere al mercato libero della compravendita e neppure della locazione degli alloggi. Allora bisogna che ci sia in questo Paese un grande rilancio degli alloggi popolari. È necessario investire su degli alloggi che possano essere dati in locazione alle giovani famiglie senza passare per le strettoie economiche del mercato, a cui quelle famiglie non sono in grado di accedere. E anche qui ci vogliono grandi investimenti. Ma certo, se qualcuno nel programma elettorale prevede di spendere 10 miliardi di euro per il ponte sullo stretto, voi immaginatevi, facendone a meno, quante migliaia, centinaia di migliaia probabilmente di abitazioni popolari si possono realizzare con una cifra anche nettamente inferiore. Giovine. Partirei da questa provocazione per dire che erano le parole, si faceva riferimento alle parole del presidente Berlusconi, certo. Giusto Calesso? Prego. Le infrastrutture sono naturalmente un motore per l'economia italiana, di conseguenza credo che vadano fatte. Sono altrettanto consapevole e soprattutto sostengo anch'io quello che sono stati i concetti espressi, e cioè nel nostro programma di politico abbiamo i punti ben salienti, ben precisi, che sono il pieno sostegno alla natalità, prevedendo anche la gratuità degli asili nido aziendali, la riduzione dell'IVA sui prodotti per l'infanzia e sui servizi per l'infanzia, l'aumento dell'assegno unico e universale, la progressiva introduzione del quoziente familiare, cioè sono tutti punti che vanno a sostegno naturalmente per la famiglia. Altrettanti punti ne abbiamo anche a sostegno per l'abitabilità. È evidente che bisogna dare spazio non solamente alle più giovani coppie, ma faccio anche riferimento a un'altra categoria di persone svantaggiate, che sono i genitori separati, i genitori divorziati, che sono in difficoltà. Io lo vivo da assessore del comune di Castelfranco Veneto. Queste problematiche le viviamo, tant'è che stiamo anche sviluppando queste progettualità in termini appunto di sostegno. È vero, l'economia, le energie economiche che attualmente abbiamo a disposizione per sostenere l'infanzia, diciamo così, la scuola primaria dell'infanzia, sono insufficienti e speriamo che questo nostro nuovo governo di fatto che si insedierà dopo il 26 di settembre abbia la sensibilità di mettere mano anche a questo comparto. Giovine, avete messo sul piatto tanti argomenti, quello che però ritorna è quello dell'energia, dei rincari, ed è un tema che si fa sempre più importante, legato sia alle tensioni internazionali ma non solo, che ha origini molto prima che scoppiasse il conflitto in Ucraina, e abbiamo parlato anche ieri dei rincari, dell'aumento del prezzo del gas 10 volte superiore a quello che si registrava ad inizio 2021, l'autunno, l'inverno alle porte, famiglie preoccupate, si chiederanno sacrifici, ma è necessario ragionare su quelle che saranno delle politiche diverse sugli approvvigionamenti di queste fonti.
Sì, è vero, infatti pensiamo di diciamo così, rivolgerci a quello che può essere l'energia rinnovabile e dare uno sviluppo in questo campo. Credo anche che per quanto riguarda appunto il sostegno economico ci sia la proposta di ridurre l'IVA sui prodotti energetici, ma soprattutto poi quello di dare incentivi sia alle famiglie che alle imprese per l'innovazione tecnologica attraverso il solare, per capirci. Di conseguenza quello che può essere naturalmente una creazione di ultimi impianti di ultima generazione naturalmente. E poi infine, anche se è un po' tabù, valutando il ricorso anche al nucleare pulito e sicuro, che naturalmente oggi bisognerà assolutamente pensare, perché i miracoli immediatamente, tra l'altro anche questi progetti sono a lunga scadenza perché non si fanno domani mattina, ma bisognerà sicuramente cominciare a ragionarci su questo. Baldan, c'erano stati dei contatti prima della caduta del governo, ma anche subito dopo le dimissioni di Draghi, con altri paesi per l'approvvigionamento di gas, però è fondamentale, lo si diceva, fare dei ragionamenti a lungo termine, non si può essere più dipendenti da certi paesi. No, guardi, assolutamente. Allora, dal punto di vista energetico le problematiche sono due. Noi dobbiamo innanzitutto non passeggiare, non camminare, ma correre verso una transizione economica notevole e quindi di differenziazione delle fonti energetiche. Noi del Movimento 5 Stelle siamo in prima linea da tanti anni con le comunità energetiche, che sono una delle soluzioni principali al problema. Mi fa piacere che anche, seppur in notevole ritardo, la Regione Veneto qualche mese fa ha deliberato in favore delle comunità energetiche, anche se nulla nel nostro territorio è partito. E noi dobbiamo correre velocissimamente verso questo, i tempi sono stretti e bisogna andare veloci. C'è un problema immediato e su questo bisogna farcene carico. C'è un problema immediato inflattivo, c'è un problema di bollette che sono arrivati a prezzi stratosferici e su questo bisogna fare anche, vedo che nessuna posta politica lo fa, lo hanno fatto in Germania, bisogna fare anche due parole sul razionamento, perché tutte le impostazioni, la Germania sta parlando di questo perché si parlerà di un meno 20% da questo punto di vista, sia in ambito produttivo che dal punto di vista cittadini, eccetera. Bisogna che faremo un ragionamento anche noi e si parla di un efficientamento, di un raggiungimento di indipendenza energetica sotto le varie fonti nel 2024, non domani mattina. Quindi su questo dobbiamo ragionare, perché i costi saranno notevoli, sia diretti che indiretti. Ricordo che in Germania è stata salvata un'azienda statalizzata perché è un'azienda energetica sull'orlo del fallimento. Anche noi dobbiamo porci questo problema, soprattutto per le attività produttive. Su quello che riguarda poi il discorso del nucleare, in questo momento non ha nessuna logica, perché sarebbe un'impostazione che arriva fra 10-15 anni che non risolve assolutamente niente. Le comunità energetiche in questo momento sono uno dei punti principali. Calesso, che soluzioni? Le soluzioni sono legate a riorientare il nostro approvvigionamento di energia elettrica alle fonti rinnovabili, al vento, al sole, al piccolo idroelettrico nelle misure in cui è compatibile con l'attuale situazione dei nostri corsi d'acqua. Parlare di nucleare è assolutamente privo di qualsiasi logica. Una centrale nucleare che venisse progettata oggi diventerebbe operativa, se va bene, tra 10 anni. Quindi non solo contravveniamo all'esito di 2 successivi referendum con cui gli italiani hanno detto chiaramente no alle centrali nucleari, ma poniamo come soluzione a un problema attuale che c'è oggi una prospettiva ultradecennale. Mi pare che non ci sia altro da aggiungere. Il problema del razionamento è che gli italiani il razionamento lo stanno facendo già, perché stanno già tentando di risparmiare su delle bollette che sono astronomiche. Purtroppo è questo il problema. Noi abbiamo un problema di bollette che stanno incidendo sulla vita delle persone. Al sindacato degli inquilini si presentano persone, anziani ma non solo, che per la prima volta nella loro vita devono decidere se pagare l'affitto o pagare le bollette, perché non sono più in grado di sostenere entrambe le spese.
Quindi è chiaro che su questo fronte il tetto europeo al prezzo del gas è un obiettivo da raggiungere sicuramente, ma sicuramente vanno predisposti degli interventi di tipo sociale per evitare che ci siano ulteriori centinaia di migliaia di persone, di famiglie in Italia che arrivano a superare l'orlo della povertà a causa di questi aumenti dei costi dell'energia elettrica e del gas. La questione sociale sta ogni giorno di più diventando centrale in questo Paese. Non possiamo non renderci conto che ci sono al supermercato persone che arrivano alla cassa e poi rimettono sul bancone una parte dei prodotti perché non sono in grado di pagarli, e a queste esigenze, a queste situazioni si dà risposta, come dicevo prima, con i redditi più alti, con redditi certi, con la diminuzione del precariato, con una maggiore occupazione femminile. Se non parliamo di questo, non stiamo parlando di elezioni politiche, stiamo parlando di una sfida semplicemente a chi ha il programma che sembra più bello, perché adesso arriva improvvisamente perfino Forza Italia che ci dice quanto sono importanti le rinnovabili, dopo averci detto fino all'altro giorno che andava tutto bene col gas e pure col carbone. Giovine, poi se vuole replicare, ma allora riparto da lei, perché c'è chi ipotizza, per far fronte a questi rincari, di deviare, di spostare dei fondi destinati al PNRR proprio a questa voce. Sappiamo però che i progetti ci sono già e quindi è un'utopia quella di pensare di poter utilizzare quei fondi del PNRR con tutte quelle che sono poi le questioni che ruotano intorno a questi fondi, per aiutare famiglie e imprese a fronte dei rincari, degli aumenti che ci sono e che ci saranno. Allora, diciamo che il PNRR si può ritoccare, come è previsto tra l'altro anche dai regolamenti, ed è evidente che non andrà stravolto, anche perché in corso ci sono già delle progettualità che prevedono appunto dei finanziamenti. Si lavorerà su questa, diciamo così, su questo percorso proprio per dare aiuto alle famiglie e alle imprese, naturalmente, in questo nuovo scenario, perché faccio presente, riprendo un po' la provocazione prima dell'idea che noi avevamo del gas e degli altri sistemi energivori, che il mondo è cambiato in maniera straordinaria, repentina, ed è evidente che noi ci dobbiamo assolutamente riposizionare in un contesto diverso. Ecco che allora si prevedono di esplorare altre risorse che possono essere sia naturali che non, naturalmente, ma su questa base qua ci lavoreremo. Credo inoltre che per aiutare, riprendo proprio la scritta che abbiamo in evidenza, per aiutare le famiglie sia quello di rivedere anche un po' il cuneo fiscale, che metterebbe più risorse in tasca ai lavoratori e darebbe tra l'altro si parla di 2/3, la riduzione del cuneo fiscale, 2/3 ai lavoratori e 1/3 all'impresa, metterebbe in circolo naturalmente un'economia un po' più fra virgolette ricca proprio alle famiglie che ne hanno bisogno. Poi per quanto riguarda la flat tax, sì, la riduzione in particolare della pressione fiscale, che deve essere vista soprattutto per le famiglie, e anche in questo caso andiamo ad alleggerire quello che può essere il costo della vita, alle piccole imprese in particolar modo. E poi naturalmente, se si riuscirà, perlomeno i nostri esperti lo danno possibilità di raggiungerlo, questo obiettivo di applicare la flat tax e di conseguenza dare più spazio naturalmente a quelle che sono le risorse che andranno in tasca a tutta quanta, non solo i lavoratori, ma a tutti coloro che vivono in Italia di fatto. Ha anticipato alcune tematiche Gianfranco Giovine. Allora, Calesso, flat tax, cuneo fiscale, sono alcune tematiche che stanno infuocando questa campagna elettorale. C'è chi dice la flat tax è infattibile, chi sostiene, insomma il fautore la Lega nella fattispecie, che invece potrebbe essere una soluzione questa di un'imposta unica. Ma quella della flat tax intanto è una delle
questioni che dimostra che il centrodestra, che sarebbe pronto per governare tutto unito, qualche problema ce l'ha, perché prima è arrivato Berlusconi che ha detto flat tax al 23%, poi è arrivato Salvini che ha detto no al 15%, mi aspetto che arrivi la Meloni che dice il 10% e così il quadro è completo. Dicono che sono uniti per governare, ma la situazione in realtà è assolutamente questa. Ma il problema di fondo è che la flat tax è non solo contraria al principio costituzionale della progressività delle imposte, ma dal punto di vista economico. Le esperienze economiche e sociali di altri paesi dimostrano che non serve, perché togliere le tasse a chi ha redditi elevati non serve a mettere in circolazione più di tanto delle risorse, perché una parte di quelle risorse risparmiate verranno accumulate. Noi abbiamo bisogno di ridurre la tassazione su chi non ce la fa arrivare a fine mese, perché chi non ce la fa arrivare a fine mese, se avrà 50 o 100 o 200 euro in più disponibili grazie alla riduzione del cuneo fiscale o alla riduzione della tassazione delle aliquote più basse, li metterà sicuramente tutti in circolazione perché ha bisogno di spenderli. Noi non abbiamo bisogno di ridurre le tasse ai ricchi, perché deve essere chiaro che flat tax significa che chi oggi ha un reddito basso non ci guadagnerà assolutamente nulla, che a guadagnarci saranno solamente quelli che hanno redditi alti, i quali però, avendo esigenze individuali che sono le stesse di tutti, più di tanto questi soldi non riusciranno neppure a spenderli. Quindi avremo una tassazione che è ingiusta, che è anticostituzionale e che non serve neppure, come si dice, a far ripartire l'economia. La flat tax è la negazione della giustizia sociale e è la negazione delle logiche economiche che vogliono che le risorse vengano messe a disposizione verso chi ne ha poche, perché chi ha poche risorse a disposizione, se ne ha di più le utilizza tutte, non verso chi di risorse ne ha già tante, perché se gli aumenti i redditi tramite la tassazione finirà solo per accumulare, non per spendere. Baldan, flat tax, cuneo fiscale, tutti pedine nello scacchiere economico di un paese che necessita di tamponare la crisi, se pensiamo che alla fine del 2021 ci si stava riprendendo, pensiamo al nord-est, dalla pandemia, ora ci si trova di nuovo in una situazione molto molto difficile. È un autunno che si prospetta a tinte scure. Sì, se mi permette faccio un passo indietro e rispondo poi subito sulla flat tax da questo punto di vista. Dal punto di vista energetico è ovvio che il PNRR ha una sua dinamica naturale che riguarda il discorso infrastrutture, modernizzazione del paese, quindi deve correre per il suo binario naturale. Come ha proposto il Presidente Conte, invece noi del Movimento proponiamo all'Unione Europea un New Green Deal, uno scorporo degli investimenti relativi all'energia e alla sostenibilità proprio per riammodernare anche l'Unione Europea da questo punto di vista, perché temo che anche un discorso del tetto sul gas, sul prezzo del gas, per quanto possa essere utile, non credo dal mio punto di vista possa essere in qualche modo il palliativo più forte. Va fatto un ragionamento a livello complessivo per l'Unione Europea e quindi realizzare questo New Green Deal che è importante per l'efficientamento energetico di tutta l'Unione Europea e quindi vanno trovati i finanziamenti per fare questo al di fuori di quello che è il discorso PNR. Vengo al discorso flat tax. A me dispiace parlare di qualcosa. Io ho fatto un post qualche giorno fa sul ritorno del circus della tassa piattista. Stiamo parlando assolutamente del nulla, perché il discorso della flat tax innanzitutto è incostituzionale sotto il punto di vista dell'articolo 53 della progressività stabilita in Costituzione. Oltretutto non ha nemmeno copertura dal punto di vista ragionieristico, perché stiamo parlando di una tassa che a regime, poi adesso cambiano le cifre ogni 2 minuti, ma perché la solita propaganda, costerebbe a regime tra i 40 e i 45 miliardi, quindi proprio non 2 lire, quindi è da questo punto di vista impossibile e non basterebbe una legislatura. Sa perché? Perché noi abbiamo un sistema in Italia che pesa oltre 300 miliardi di tax expenditure, tra cui l'ho ricordato ieri al Presidente Berlusconi, il problema non è l'imposta di registro dal 9% al 2%, che è già il 2%, quindi è già bassa, quindi non deve ulteriormente abbassarla. Noi abbiamo tra le tax expenditure una che è la più importante, che è lo scorporo degli interessi passivi sul mutuo, il 19% fino a un tetto massimo di 4.000 euro,
che è una pietra miliare per i nostri cittadini. La vedo difficile in qualche modo andarla a scalfire con un processo che toglie deduzioni e detrazioni. Oltretutto noi dobbiamo assolutamente batterci per una semplificazione di questo fisco che è impossibile, ovviamente, che è unilaterale, e da questo punto di vista ovviamente io per esempio sono favorevole anche all'introduzione di uno statuto per il contribuente. Questa sarebbe già una riforma importantissima, e poi la strada maestra è quella che ha indicato il Presidente Conte: lotta all'evasione fiscale, tracciabilità, pagamenti con moneta virtuale, sostanzialmente con moneta elettronica, e possibilmente cashback fiscale, ma anche dal punto di vista delle detrazioni sanitarie, in modo da rimettere ai cittadini il più velocemente possibile denaro spendibile all'interno del circuito economico. Baldan, sappiamo quanto sulla nostra economia pesino, l'abbiamo detto, le tensioni internazionali, la guerra in Ucraina, con in qualche modo anche le sanzioni decise a livello europeo nei confronti della Russia abbiano, sappiamo essere un'arma a doppio taglio, perché se da un lato dovevano colpire, non si sa quanto abbiano influenzato l'economia russa, dall'altra hanno sicuramente penalizzato anche le nostre imprese. Proprio sul tema delle sanzioni c'è stato un botta e risposta tra i leader dei diversi partiti. Ma guardi, le sanzioni stanno... è complesso il ragionamento. Ovviamente le sanzioni sono state approvate e stanno in qualche modo ovviamente avendo anche alcuni effetti, se pensiamo che poi il PIL russo sta scendendo a livelli del 6-7%, quindi un peso estremamente importante. È ovvio che in prima battuta non hanno dato, e soprattutto sotto l'aspetto energetico, per varie motivazioni ovviamente, quello che ci aspettavamo e ci sta mettendo in difficoltà, ma non vedo diversità. Ovviamente come movimento noi siamo sempre per trovare una soluzione pacifica e trovare una soluzione di ragionamento all'interno del conflitto, non certo con l'invio di ulteriori armi che vanno a sottrarre risorse al nostro paese. È una situazione complicata e frutto anche di un modello, quello europeo, dobbiamo dircelo tutto, improntato all'energia capitanato dalla Germania, che è stato unilateralmente messo verso l'URSS, verso l'Unione Sovietica, e quindi fondamentalmente la Russia, e quindi andava fatto prima dei ragionamenti. Ma noi del movimento stiamo parlando di transizione ecologica anche per poi andare incontro al processo Fit for 55 dell'Unione Europea di emissioni zero da tantissimi anni, e il problema che ci se ne accorge solo adesso, e quando ci se ne accorge all'ultimo momento le strade per trovare una soluzione sono molto strette e le sanzioni vanno applicate, non ci sono altri distingui da questo punto di vista. Chi entra in un conflitto bellico bisogna in qualche modo rendere conto che questo conflitto fondamentalmente c'è e va in qualche modo messo in cattiva luce, perché non è una posizione corretta. Ecco, quindi le sanzioni sono il minimo che in qualche modo si poteva fare. Certo ci danneggiano enormemente, però credo che l'Unione Europea, in un modello coeso e propositivo, e noi possiamo dire molto all'interno di questo, abbia tutte le risorse per uscirne anche da questo punto di vista. Giovine, a 6 mesi dall'inizio del conflitto in Ucraina si discute, si torna a dibattere proprio sulla questione delle sanzioni. Ma le sanzioni ci vogliono perché perlomeno doveva essere un deterrente a far sì che la guerra cessasse velocemente. È indubbio che quando si riprendono questi argomenti, la preoccupazione del centrodestra è rivolta tutta all'esportazione, cioè al sostegno delle piccole e medie imprese italiane che esportavano in quel paese. Di conseguenza è un costo che va a ricadere adesso all'interno del nostro paese, e la preoccupazione è proprio questa. Certo che non si può girarsi da un'altra parte e non vedere che questo conflitto sta creando grossissimi problemi, oltre che ai morti naturalmente, ma anche problemi di economie non solamente in Ucraina ma in tutta Europa evidentemente, e credo che la negoziazione, la pressione che il nuovo governo italiano quando si insedierà potrà
fare sull'America e sulla Cina di fatto, credo che questo potrebbe essere la via per una possibile naturalmente risoluzione di questo contenzioso, con questa guerra che è in atto in Ucraina. Calesso. Le sanzioni sono necessarie nella misura in cui contribuiscono a tentare di avviare un percorso di pace. Noi con tante associazioni, con tanti gruppi, con tanti sindacati, da mesi chiediamo prima di tutto il cessate il fuoco. Le sanzioni non al popolo russo, le sanzioni agli oligarchi russi, agli uomini del regime sono utili, possono essere utili perché contribuiscono a determinare una riduzione del potere e della forza militare della Federazione Russa in questo momento. Ma questa situazione di cui tutti dicono appunto che è una situazione difficile perché mettiamo le sanzioni, ci sentiamo costretti a farlo, ma ne subiamo le conseguenze, dovrebbe farci riflettere sui rapporti che abbiamo e che avremo con tutti i paesi che sono autocratici, dittatoriali, in cui c'è un regime non democratico. Perché nel corso degli anni l'acquisto di gas dalla Russia lo hanno deciso i governi italiani, di centrodestra e anche di centrosinistra, a dire la verità, senza mai riflettere sul fatto che un autocrate come Putin, che quotidianamente stava aumentando la pressione antidemocratica sul suo paese, un giorno sarebbe diventato pericoloso. Allora noi queste domande dobbiamo porcele quando è il momento. Se noi oggi andiamo a comprare il gas invece che dalla Russia, dall'Egitto di Al-Sisi, ci siamo posti la domanda di quando Al-Sisi, che è un altro autocrate che preme sempre di più sulla democrazia egiziana, diventerà a sua volta pericoloso e magari dovremmo mettergli delle sanzioni. Perché la questione dei diritti umani, dei diritti civili, della democrazia nei paesi non è una questione estetica. È una scelta che ha anche a vedere con le conseguenze economiche che l'instaurarsi di regimi antidemocratici ha quasi sempre, perché i regimi antidemocratici per loro natura un giorno o l'altro invaderanno qualcuno, perché magari sono in difficoltà nel consenso interno e allora vogliono individuare un nemico esterno. Allora, se i regimi antidemocratici sono potenzialmente pericolosi, noi dobbiamo porci il problema di lavorare per il consolidamento delle democrazie, per lo sviluppo delle democrazie, per il rispetto dei diritti umani e avere molta attenzione anche ai rapporti economici, per non trovarci legati a chi domani magari sarà il nemico perché invade un nostro vicino. Riparto da questo ragionamento che lei ha fatto per fare una domanda a lei, ma che poi estendo anche agli altri ospiti. È necessario quindi che ci sia una politica europea anche per quanto riguarda gli approvvigionamenti di materie prime, gas, energia, e quindi che ogni paese non vada singolarmente, anche se poi anche a livello europeo vediamo che ogni paese europeo per tutelare anche la propria popolazione si sta muovendo in modo autonomo, ma ci sarebbe bisogno di una vera e propria politica europea anche da questo punto di vista, oltre che poi su tanti altri argomenti, pensiamo anche a quello dell'immigrazione, magari poi parleremo anche di questo. Riparto da lei, Calesso. Sì, la domanda è splendida perché mi permette di dire che sì, sarebbe necessaria questa politica di approvvigionamenti perché permetterebbe all'Europa di essere un compratore con maggiore forza dal punto di vista contrattuale, ma soprattutto l'Europa, e ci sta anche la questione degli approvvigionamenti energetici e di materie prime, dovrebbe prima di tutto avere una politica estera comune per essere in grado di far valere il proprio peso a livello mondiale, in uno scacchiere in cui gli Stati Uniti da un lato e la Cina dall'altro sono dei competitors che i singoli paesi europei da soli non possono affrontare né a livello economico né a livello politico. Da questo punto di vista noi chiediamo più Europa sulla politica estera, chiediamo più Europa sulle politiche sociali, non meno Europa, come chiedeva proponeva il disegno di legge di Fratelli d'Italia della legislatura che si sta concludendo, ma probabilmente si sono dimenticati anche di quello. Giovine, è necessario che ci sia davvero un'Europa che abbia anche delle politiche comuni e che non si trovi solo unita di fronte a certe emergenze come la guerra in Ucraina? Da molto tempo il nostro presidente Berlusconi, tra l'altro, tra parentesi, se lo avessero lasciato lavorare forse avremmo raggiunto più velocemente questi obiettivi,
ha naturalmente indicato quelle che sono le esigenze dell'Europa, un esercito naturalmente generale europeo naturalmente, e soprattutto poi anche in questo caso l'economia di scala di acquisti uniti appunto per tutta Europa ci metterebbero sicuramente nella condizione di accedere a prezzi migliori. Insomma, in commercio è questo, io provengo dal commercio, ho fatto proprio l'operatore commerciale all'ingrosso. Quando tu aumenti gli acquisti in termini di quantità ottieni dei prezzi migliori, sicché è quasi da palissiano la cosa, insomma, che se l'Europa non si sveglia a creare questo tipo di struttura, ma soprattutto poi anche a darci una forma di, come si dice, di garanzia di sicurezza, naturalmente creando appunto un esercito europeo, perché altrimenti siamo lasciati così all'individuazione e al modo di lavorare dei singoli paesi, e naturalmente ogni paese la pensa alla propria maniera e anche a difendere il proprio mercato. Io sono per appoggiare questo tipo di progetto europeo di acquisto globale. Baldan, delle politiche europee sottovari per tanti settori, da quello appunto dell'approvvigionamento di materie prime alle politiche migratorie e non solo. Beh, certamente, guardi, l'ho detto prima, insomma, no, l'Unione Europea è chiamata in questo momento a dare un segnale fortissimo, sia sotto l'aspetto, concordo ovviamente con quanto detto, perché le dicevo prima, anche porre un tetto al prezzo del gas, poi potrebbero esserci qualcuno che deroga per varie motivazioni e la speculazione andrebbe a riattaccare nuovamente, quindi ci deve essere compattezza sotto questo profilo. Ovviamente sono tanti i punti, ne abbiamo sistemato fra virgolette uno, perché il Presidente Conte è riuscito dopo anni di tabù a portare a casa il PNRR e quindi gli Eurobond, che era uno degli obiettivi a cui l'Unione Europea si era sempre rifiutato. Ce ne sono altrettanti che valgono anche sia dal punto di vista, abbiamo parlato prima dal punto di vista delle fonti energetiche, vale anche per la questione fiscale, di unità fiscale, perché anche questo è un tema importantissimo sotto questo profilo, anche per le multinazionali, vale anche e soprattutto anche per l'immigrazione, perché non è pensabile che ogni paese sia lasciato libero, sia lasciato solo ad affrontare le politiche migratorie se non c'è un concerto dell'Unione Europea che ha tutte le risorse e tutti i mezzi per poter in qualche modo ovviare a queste problematiche. L'Unione Europea è chiamata a uno sforzo, come ha fatto con il PNRR, soprattutto per i paesi più deboli o che hanno problemi di debito, è chiamato ad uno sforzo senza precedenti, ma questo è il momento di fare questo sforzo e noi dobbiamo essere attori principali di questo sforzo. Quello delle politiche migratorie, Baldan, è sempre stato al centro di tutti i dibattiti politici per ogni campagna elettorale, una questione che si ripropone puntuale. No, ma certamente è un problema che in questo momento poi è continuato da anni ovviamente e sul quale l'Unione Europea, come le dicevo prima, ha dato delle risposte ambigue, insomma sono stati fatti degli accordi che poi insomma in qualche modo hanno lasciato gli stati soli, in particolare noi che abbiamo un sistema di coste in una zona, siamo collocati dal punto di vista geografico in una situazione molto complessa. È ovvio che da questo punto di vista, mancando poi anche, è vero, anche dal punto di vista militare una politica di controllo generale dell'Unione Europea, un controllo militare di tutta quella che riguarda l'Unione e quindi un pattugliamento di tutta quella che è l'area europea, va fatto uno sforzo da questo punto di vista, perché l'accoglienza la si fa, però poi ci vogliono politiche di ridistribuzione, ci vogliono politiche sociali, ci vogliono tante altre cose che ovviamente solo un'Unione Europea forte in un mondo che è ormai contrapposto a blocchi importanti può essere in grado di dare. Qualsiasi paese fosse lasciato solo in termini sotto questi profili sarebbe insufficiente la risposta che potrebbe dare e ne avrebbe dei rischi molto più sostanziosi da questo punto di vista. Quindi la partita che si gioca con l'Unione Europea è fondamentale.
Calesso, noi abbiamo visto dopo il conflitto in Ucraina come l'Europa si sia mossa, anche quei paesi che avevano chiuso le porte in altre occasioni ai migranti, aprire le proprie porte ai rifugiati ucraini. È necessario che questo venga fatto per qualsiasi tipo di rifugiato e di migrante? Sicuramente è necessario, e anche su questo noto che le posizioni politiche del centrodestra unito non sono assolutamente tali, perché la Meloni vuole bloccare i blocchi navali sulle coste dell'Africa, invece Salvini vuole bloccare le navi nel tragitto, e forse domani Berlusconi dirà che lui invece li blocca sulla spiaggia quando arrivano. Non hanno niente in comune per poter governare, ma a parte questo, noi di Sinistra Italiana e dei Verdi su queste questioni siamo molto chiari. Ogni rifugiato che scappa da una dittatura, da una guerra, da una invasione ha il diritto sancito dalle convenzioni internazionali e dalla nostra Costituzione di trovare ospitalità nel nostro Paese, e appunto sulla base della nostra Costituzione e di precise convenzioni internazionali a cui l'Italia ha aderito. È vero che, essendo noi un Paese dell'Europa, va messo a regime un processo di redistribuzione dei richiedenti asilo, anche quelli che arrivano magari prevalentemente sui paesi dotati di queste punte estreme nel Mediterraneo come l'Italia, perché l'intera Europa deve farsi carico di questo fenomeno, anche se, parliamoci chiaro, è un fenomeno che non sta sconvolgendo il nostro Paese. Quando Salvini ha lasciato il Viminale aveva detto che l'Italia si sarebbe riempita di richiedenti asilo perché non c'era più lui al Viminale. Alla caserma Serena, dove c'è un centro di accoglienza per richiedenti asilo, non ce ne sono stati mai così pochi, nonostante che ormai siano anni che Salvini non è più al Ministero dell'Interno. Quindi è chiaro che il fenomeno, pur essendo un fenomeno che ha dei tratti che lo rendono molto visibile, è un fenomeno comunque di dimensioni controllabili. E ovviamente deve essere un fenomeno di cui si fa carico l'intera Unione Europea e non solo il nostro Paese, perché ha le coste di fronte a quelle dell'Africa. Ma c'è un altro paradosso, che i nostri imprenditori ci dicono da mesi che non trovano lavoratori, e molte volte i lavoratori stranieri potrebbero essere quelli che danno risposta a quelle esigenze di produzione, di raccolta di ortaggi, di raccolta di frutta. Perché? Perché la legge Bossi-Fini, che attualmente regola l'immigrazione nel nostro Paese, praticamente impedisce ai lavoratori stranieri di venire regolarmente in Italia. La Bossi-Fini, oltre a essere drammatica dal punto di vista umano, è anche assolutamente inadeguata rispetto alle esigenze economiche dei nostri imprenditori, che hanno bisogno di una manodopera che veniva dall'estero, che grazie alla Bossi-Fini non ci arriva più perché altrimenti deve arrivare in maniera irregolare. E quindi va cambiata anche per questo motivo, perché non risponde alle esigenze dell'Italia. D'altra parte questi tre leader del centrodestra vogliono portarci solo indietro o farci rimanere indietro dove lo siamo già. Pensate alla reintroduzione della leva obbligatoria che vuole Salvini, ma pensate a queste cose assurde nel XXI secolo. Questo è quello che ci propongono, un ritorno indietro, altro che il governo per le sorti magnifiche e progressive del Paese. Giovine, ci dica lei allora quella che è la posizione del suo partito per quanto riguarda l'immigrazione. Tranquillizzare Calesso, mi lasci qualche provocazione, che Berlusconi non vuole fermarli sulla battigia, ma anzi vuole fermarli a casa loro, e cioè negoziare con i paesi d'origine naturalmente la possibilità di dare una sistemazione lavorativa in quei paesi, parlo dell'Africa del Nord, ma in generale, sicché non creare quei disagi che naturalmente incontrano e quel rischio della vita, tra l'altro, attraversare il Mediterraneo, e aiutarli nei loro paesi, cosa che prevederemo di fare naturalmente. Aggiungo anche che se l'Europa non si rende conto che Lampedusa non è il confine italiano ma è il confine d'Europa, tutte le nostre chiacchiere saranno vanificate, perché solo così, considerando appunto Lampedusa il confine d'Europa, prima Baldan lo diceva, per l'illustrazione del Mediterraneo con le navi eccetera da parte dell'Europa hanno avuto anche pochi risultati, ma
deve essere l'Europa di fatto che interviene in questo contesto, anche poi per la ridistribuzione di queste persone che arrivano. Aggiungo che se arrivano dei rifugiati politici, da sempre l'Italia è stata sempre aperta e ha accolto con molta generosità naturalmente queste persone in difficoltà. Non possiamo certamente ricevere e ospitare tutta l'Africa, perché è evidente che se lasciamo campo libero questa situazione potrebbe degenerare di più di quello che attualmente stiamo vivendo. Noi adesso dobbiamo fermarci perché abbiamo la pubblicità, ma poi ripartiremo con quelle che sono le richieste che arrivano da un settore fondamentale anche per il nostro territorio, che è quello degli agricoltori, che lanciano un decalogo di richieste, 10 punti per il nuovo governo per intervenire, per non perdere, dicono, il Made in Italy, ed è un rischio concreto di fronte alla situazione che sta vivendo questo settore. Ci fermiamo, pubblicità, e poi torniamo in diretta. Siamo tornati in diretta. Come detto, parliamo di quelle che sono le richieste che arrivano dal mondo agricolo per voce del presidente di CIA Agricoltori Italiani, Cristiano Fini, che dice i costi energetici sono divenuti insostenibili a fronte della richiesta di mantenere i costi allo stesso livello degli anni passati, ma soprattutto la siccità. Quello che più spaventa e preoccupa, dice, è la tenuta del settore primario, perché se crolla il primo anello della filiera crolla anche il Made in Italy. Le priorità per quanto riguarda gli agricoltori sulle quali dovrebbe intervenire il nuovo governo sono la lotta alla siccità, non solo interventi emergenziali, dice, ma di lungo respiro, e la siccità ha caratterizzato questa estate 2022, e dall'altro anche il contrasto ai danni della fauna selvatica. Aggiunge Fini: occorre affrontare le emergenze, ma la prima cosa che serve è mettere mano ad un piano agricolo di rilancio per salvare famiglie, aziende e Made in Italy. Quello che più emerge dalle tante testimonianze che raccolgo dai territori è tanto attaccamento a questo lavoro, ma in questo momento storico tanto sconforto, perché si fa fatica a produrre e a stare dentro i costi. Molte aziende sono a rischio chiusura. Giovani, riparto da lei, perché ne avevamo parlato molte volte di questo tema, parlando soprattutto del settore zootecnico, stalle costrette a chiudere, a portare al macello i propri animali, con la prospettiva di andare all'estero a comprare il latte. Questo significherebbe proprio perdere i prodotti tipici dal latte, ma pensiamo ai formaggi veneti, prodotti d'eccellenza del nostro territorio, e dunque investire sull'agricoltura individuando questi due settori: da un lato la siccità, dall'altro la lotta alla fauna selvatica. Sì, che creano tra l'altro pandemie e la fauna selvatica, sì. Ma per quanto riguarda la siccità credo che si debba lavorare sugli invasi a monte, naturalmente, per cercare di creare delle risorse idriche che probabilmente nel passato forse non ci siamo resi conto, ma che oggi come oggi devono essere assolutamente messe in atto. Aggiungo anche un altro punto che prevede il nostro, diciamo, programma politico, è il contrasto al caporalato, al lavoro irregolare, perché danneggia naturalmente soprattutto le aziende. Mi vengono in mente le aziende anche qua del Veneto, di fatto, che sono costrette poi magari a misurarsi con questo tipo di situazione. È certo che il costo dell'energia va a incidere sulla materia prima, che è la risorsa agricola, e che naturalmente dovranno essere aiutati. Per quanto ci riguarda è previsto appunto di riconoscere i prodotti agricoli italiani come eccellenze e soprattutto aiutarli nell'esportazione, che il mercato naturalmente estero è sempre molto diciamo così irraggiungibile per certi versi, perché sono magari poco organizzati. Prevedere il rafforzamento appunto di questi sistemi, delle eccellenze dei nostri prodotti, naturalmente per esportarli poi all'estero. Quello che è stato detto da parte del Presidente della Confagricoltura
è vero, è una realtà che tocchiamo tutti i giorni, l'aumento dei prezzi quando si va a fare la spesa e che ancora non sono, dicono che non sono stati applicati i veri costi che stanno subendo. Io mi auguro che possa esserci un intervento abbastanza veloce e soprattutto una riorganizzazione per quanto riguarda il sistema idrico che è un po' diciamo così scarso rispetto a quelle che sono le esigenze di questo settore. Calesso, quello dell'agricoltura è un settore che va assolutamente tutelato perché rappresenta una voce importante anche nella nostra economia veneta. Sicuramente rappresenta una voce importante dell'economia che è collegata anche al turismo, perché il turismo diventa una sorta di vetrina del Made in Italy che poi si traduce in esportazioni. Sicuramente le esigenze che ha evidenziato il Presidente di Confagricoltura sono assolutamente condivisibili. Va inserito un ulteriore elemento, cioè il differenziale di prezzo tra quello che viene pagato al produttore agricolo e quello che paga il consumatore quando va al supermercato, perché si tratta di una differenza di prezzo che è assolutamente enorme, che non è giustificata. È necessario un riequilibrio di questa catena che favorisca maggiormente il produttore senza pesare sul consumatore. Probabilmente all'interno di questa catena c'è oggi chi guadagna molto più dei produttori e va riequilibrata questa situazione e va riequilibrata anche a favore dei lavoratori dell'agricoltura. Il capolista di Sinistra Italiana Verdi in questa circoscrizione elettorale è Abubakar Soumaoro, che è stato e è un protagonista della lotta dei lavoratori contro lo sfruttamento nei campi e nelle fabbriche, e dobbiamo arrivare ad avere un cibo che sia più sano e più sostenibile per l'ambiente, sano per chi lo utilizza e anche sano dal punto di vista sociale, che non sia frutto cioè dello sfruttamento di lavoratori della filiera agroalimentare, non tanto e non solo nella produzione ma anche nella logistica e in tutti gli altri passaggi che appunto portano il prezzo di un prodotto agricolo dalla miseria che viene pagata all'agricoltore al prezzo molto più elevato che paga il cittadino al supermercato. Baldan, sicuramente il grido d'aiuto che viene sollevato dal Presidente CIA va raccolto e va analizzato, perché questo spettro di perdere il Made in Italy è assolutamente da scongiurare. No, direi assolutamente, noi è un'eccellenza, ma è un'eccellenza che riguarda non solo diciamo, la nostra vetrina italiana, riguarda il nostro modo di vivere, il nostro modo di essere, perché noi siamo invidiati in tutto il mondo per il modello agroalimentare che abbiamo nel nostro paese, quindi assolutamente sì. È ovvio che adesso c'è un problema dal punto di vista energetico, perché ovviamente il rialzo dei costi, delle materie prime, dei trasporti, di tutto quello che ci va dietro, dell'inflazione, ha in qualche modo messo in ginocchio un settore che è sempre stato trainante, ma è stato considerato sempre di serie B rispetto al ruolo che avrebbe dovuto avere. Io dico un'assurdità, ma spero di non dire, scusi, un'assurdità, ma per quel che riguarda il discorso della siccità non si capisce, mi sono posto sempre questo problema, non si capisce come in un paese a Dubai che desalinizza dal mare 2 milioni, 1 milione, 2 milioni di litri di acqua salata con tecnologia di un'azienda del gruppo Impregilo italiano, in periodo di emergenza non possa essere utilizzato questo sistema anche per irrigare i campi dal punto di vista o trovare delle soluzioni anche per il nostro sistema agroalimentare. Ovviamente come movimento noi siamo sempre stati e saremo sempre attenti a tutta la filiera agricola, alla biodiversità ovviamente e quindi all'agrovoltaico. Io credo che anche dal punto di vista, poi parlando di transizione, molto possa incidere anche sul discorso agricolo e quindi assolutamente il grido d'allarme va colto più che mai, perché il settore agricolo non è un settore di serie B ma tutt'altro, è una vetrina ed è un place importantissimo del nostro paese e quindi bisogna agire velocemente sotto questo profilo per in qualche modo tutelarlo il più possibile da questo punto di vista. Aggiungo che, e sono d'accordo sul discorso del caporalato, ovviamente qualsiasi contrasto è ben accetto, forse è stato un errore
credo, togliere anche i voucher stagionali che potevano dare una mano agli agricoltori veneti sotto questo profilo, regolarizzati poi, perché si parlava di voucher in regola con tutti i versamenti, l'INPS eccetera, e è stato un errore chiudere totalmente perché potevano essere estremamente utili in questo contesto. Grazie a Flavio Baldano del Movimento 5 Stelle, grazie a Gianfranco Giovine di Forza Italia, grazie a Luigi Calesso di Sinistra Italiana per questo confronto, e io ringrazio voi telespettatori per averci seguito. Naturalmente questa sera dalle 18:30 tutti gli approfondimenti nelle edizioni serali dei nostri telegiornali. Grazie ai miei ospiti e grazie a voi, buon proseguimento di giornata.